Allora avete assistito alla celebrazione della messa dalla chiesa di Santa Lucia a Venezia, celebrata dal patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Rovaglia, così come questa mattina alle 9:30 avete assistito all'Eucaristia celebrata dal Vescovo di Treviso, Michele Tomasi. Allora torniamo in diretta fra pochi minuti, ci collegheremo come ormai è consuetudine in queste settimane con l'unità di crisi di Marghera, la sede della Protezione Civile regionale, dove il governatore Zaia farà il punto della situazione. Lo ricordo, il bollettino di questa mattina parla di 5.122 casi positivi in Veneto, quindi un numero che è aumentato, e ci sono Padova e Verona, i cluster di Padova e Verona che hanno superato ampiamente il migliaio di casi positivi, 1.113 le persone ricoverate, 255 persone in terapia intensiva e 169 i decessi, con 5 decessi nelle ultime ore. Questa la situazione a livello del contagio in Veneto, che non si ferma, né era pensabile che si fermasse, e lo sappiamo bene. Poi sul tavolo, in ballo, c'è anche la misura annunciata, l'abbiamo parlato in apertura di questa straordinaria intorno alle 10:30, la chiusura decisa dal governo, dal Premier Conte, annunciata ieri sera a tarda serata sulla pagina Facebook. Ne abbiamo parlato e fra poco lo rivedremo con il sottosegretario all'economia Baretta questa mattina. Siamo in attesa ovviamente di avere la lista definitiva, la decisione definitiva, il decreto definitivo del governo. Stanno circolando ovviamente delle bozze di decreto che parlano di una settantina all'incirca di aziende ritenute essenziali per il sistema, diciamo, Italia, che quindi non chiuderanno. Una chiusura che sarà attiva da domani, sarà in vigore da domani fino al 3 aprile, e che, dicevamo, è stata decisa anche dopo un lungo tavolo di concertazione con i sindacati nella giornata di ieri. I sindacati appunto chiedevano la chiusura proprio per salvaguardare l'attività dei lavoratori, ma richiesta peraltro di molti governatori, Zaia in primis. Dunque, lo ricordo, lo ha annunciato ieri, ma appunto stiamo aspettando di avere la lista definitiva. Abbiamo imparato in questi settimane che annunciare, parlare di bozze e di liste o di articoli che non sono ancora definitivi ma in via di essere limati è controproducente, per cui aspettiamo di avere il dato definitivo, la lista definitiva, ma è chiaro che lo ha già accennato Conte ieri sera, lo ha ribadito Baretta questa mattina, fra poco, ripeto, lo risentiremo. I servizi essenziali sono quelli delle industrie alimentari, dei negozi alimentari che restano aperti. In Veneto però vige la chiusura domenicale. Ovviamente le farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai, perché ovviamente l'informazione continua e lo vedete costantemente ormai da un mese anche su Antena 3, e quindi è essenziale che siano aperte le edicole, sono aperti i tabaccai. Ci sarà ovviamente la necessità di contingentare la presenza di clienti all'interno dei negozi. Ovviamente nello stop non rientrano i trasporti ferroviari di persone e di merci, quelli di passeggeri in aree urbane e extraurbane, i taxi, noleggio di auto con conducente, il trasporto di merci su gomma, insomma diverse le attività di trasporto. Ovviamente il trasporto è essenziale non solo per chi comunque dovrà andare a lavorare, ma anche per trasportare materiali di prima necessità, e quindi dai medicinali alle industrie alimentari. Tra i tanti articoli, tra le tante aziende che sono definite strategiche, che dovranno essere definite strategiche, ovviamente ci sono anche le coltivazioni agricole, la pesca, l'industria alimentare, quella delle bevande, la fabbricazione di tessuti è considerata essenziale, perché ovviamente servono i vestiti da lavoro, i camici soprattutto sarebbero considerate essenziali, e vedremo se sarà definitivamente così. Le aziende di materie plastiche, di gomma, carta, alluminio e prodotti chimici, la raffinazione del petrolio,
tutto quello che concerne l'industria biomedica, le forniture mediche, dentistiche, elettromedicali, lo smaltimento dei rifiuti. Insomma, ci sono diversi settori che non possono chiudere perché altrimenti il sistema non regge. È chiaro che ad esempio gli studi professionali avranno un destino verso la chiusura perché si prediligerà l'incentivazione dello smart working, ad esempio. Tutto questo però deve essere messo nero su bianco in un decreto e allora appena avremo il decreto vi daremo tutte le informazioni precise di questa, vedremo se sarà come dire, diminuita o allungata questa lista di una settantina di realtà aziendali definite essenziali e strategiche. Questo per quanto riguarda il decreto e la chiusura delle aziende, una chiusura che chiaramente fa dibattere, fa discutere, ma che entrerà in vigore da domani. Allora, ci chiede la linea Lorenzo Maier da Venezia. Allora, mentre facciamo vedere, mentre ci colleghiamo con Lorenzo Maier, io vi farei vedere intanto, perché è importante, come sempre, il cartello con i riferimenti IBAN per le donazioni in Veneto. Se lo facciamo vedere così è uno strumento in più essenziale in questi giorni, in queste settimane di emergenza. Eccolo qui. Combatti il coronavirus con la solidarietà, il codice IBAN, la causale e ovviamente l'intestazione alla Regione. Teniamolo pure in onda, così diamo il tempo alle persone di segnare quali sono i codici IBAN. E ciò detto, prima di collegarci, ancora abbiamo qualche minuto, non so se abbiamo già Lorenzo al telefono, volevo far vedere un'altra cosa, e cioè la distribuzione delle mascherine. Un altro elemento, ci state chiedendo in tantissimi, ieri c'è stata l'arrivo, l'approvvigionamento delle mascherine, parliamo delle mascherine made in Veneto, quelle prodotte da Grafica Veneta, sono partite dal centro di stoccaggio di Padova, sono arrivate alle varie province, 570.000, adesso andiamo subito da Lorenzo, ma faccio subito vedere Mario Conte da ieri sera. Dicevo, 570.000 mascherine sono arrivate ieri, altre 400.000 oggi, inizierà nelle prossime ore la distribuzione. Su questo è molto importante, la gestione è sostanzialmente degli amministratori, dei sindaci, quindi ogni comune, insomma i cittadini, i residenti dei vari comuni devono in qualche modo collegarsi e sentire l'amministrazione. Immagino che ci sarà nei vari siti di ogni comune l'informazione necessaria. Vi facciamo sentire ieri sera Mario Conte, ce lo spiegherà meglio oggi, anche perché oggi ci sarà il dettaglio della distribuzione. Cosa diceva ieri sera Mario Conte? Ovviamente è riferito al comune di Treviso. Il comune di Treviso sarà così organizzato: la distribuzione comincerà lunedì e verrà consegnata alle persone, alle fasce deboli, quindi anziani, persone con disabilità e tutte quelle persone che ci vengono segnalate dai servizi sociali, dall'ULSS, casa per casa, dalla protezione civile. Mi raccomando, solo personale ufficiale della protezione civile e autorizzato può consegnare le mascherine. Per tutti gli altri invece la consegna verrà fatta a partire da martedì pomeriggio nelle modalità che verranno poi ufficialmente comunicate nelle prossime ore. Ci saranno dei siti dislocati in tutti i quartieri dove recarsi con la propria automobile per ritirare una mascherina per nucleo familiare in questo momento, in attesa che ne vengano prodotte delle altre. Questo per quanto riguarda Treviso e per quanto riguarda le mascherine. Allora al telefono con noi Lorenzo Maier da Venezia. Lorenzo, buongiorno, buona domenica. Buongiorno, buona domenica a tutti voi e ai nostri telespettatori di Antenna 3. Allora, dici pure. Allora, volevo darvi un paio di sottolineature che credo siano importanti riguardo alla messa che il Patriarca Francesco ha appena terminato di celebrare, che abbiamo seguito in diretta. Perché la chiesa di Santa Lucia? Perché ricordiamo che il 25 marzo del 421, cioè quindi mercoledì prossimo, la tradizione, oltre appunto alla festa liturgica dell'Annunciazione, stabilisce da un quadro del Canaletto di Guidi
che ci sia anche il compleanno di Venezia, e proprio in questa occasione i vari patriarchi in realtà che si sono succeduti hanno sempre avuto la tradizione di deporre dei fiori di fronte alla statua della Vergine, che si trova proprio di fronte alla stazione di Santa Lucia, a pochi metri dalla chiesa. Quindi questo è un luogo simbolico anche per la scansione temporale che è stata scelta. Appunto mercoledì ci sarà questo compleanno, solitamente il patriarca era attorniato dai bambini che con lui facevano corone e deponevano un fiore, anche delle scuole elementari, degli asili vicini, del festiere, andavano per questo omaggio alla Vergine. Chiaramente non ci sarà quest'anno questa tradizione, che è antichissima per Venezia, appunto risale secondo la tradizione al 25 marzo del 421, e sarà curioso vedere se il patriarca sceglierà mercoledì in solitario di comunque adempiere a questa tradizione, magari da solo, ricordando questo compleanno che per i veneziani è molto importante, appunto durante la festa liturgica dell'Annunciazione, di fatto a 9 mesi dal Natale. Questa è una tradizione a cui i veneziani tengono moltissimo. Poi altre due o tre sottolineature sulla liturgia sono queste. Accanto al patriarca, oltre al suo segretario Don Moris Paziano, abbiamo visto Don Gianmatteo Caputo, che è il rettore del santuario e che i veneziani conoscono perché è anche il responsabile dei beni architettonici e artistici della diocesi. Questo lo diciamo perché Don Gianmatteo è stato colui che in prima linea, insieme a alcuni altri, ma insomma in prima persona, ha seguito anche il dramma dell'Acqua Alta di novembre che c'è stato in città. Quindi praticamente c'è stato anche questo collegamento che in molti ci hanno richiamato tra l'Acqua Alta drammatica del 12 novembre, di cui la città paga ancora e fa vedere forti segni purtroppo. La diocesi, così come le attività si erano appena rialzate, pensate che nelle varie chiese era appena terminata, si può dire, la conta dei danni e si stavano avviando i primi lavori di ripristino di danni comunque che sono stati ingentissimi. Ecco, non abbiamo neanche ancora avuto il tempo, si può dire, di prenderci, che c'è stata questa ulteriore emergenza, quindi importante anche la presenza di Don Gianmatteo a fianco del patriarca, ha voluto testimoniare anche, diciamo, questo passaggio che c'è stato. Ultima cosa, come avete visto, il colore dei paramenti liturgici quest'anno, questa domenica era improntato sul rosa. Rosa perché? Perché siamo a metà del percorso di Quaresima, il percorso di Quaresima ovviamente ha il viola come il colore portante dei vari paramenti liturgici. Si fa un'eccezione sola, a metà della Quaresima il viola, per, diciamo, dare un segno di speranza, di avvicinanza anche alla Pasqua di Risurrezione. Ecco, questa attenuazione dei colori si spera che possa essere un po' un aspetto incoraggiante anche per la buon auspicio. Di buon auspicio, certo. Certamente. Ultimissima cosa, il patriarca questa domenica non ha recitato una preghiera da lui composta, ma come avete visto una preghiera di Papa Roncalli, ecco, che è uno dei patriarchi di Venezia più amati, quindi c'è stata anche questa differenza rispetto alle altre domeniche. Ultimissima cosa, ricordavate, cambiando completamente argomento ma sempre nell'emergenza coronavirus, ricordavate giustamente la distribuzione delle mascherine. Possiamo dirvi che al Lido di Venezia sono già arrivate, da domani saranno a disposizione nelle farmacie e nelle edicole secondo i canali che verranno e le modalità che verranno comunicate ufficialmente tra poco sul sito del Comune. Comunque volevamo tranquillizzare tutti che le mascherine sono arrivate. Benissimo, grazie a Lorenzo Maier, grazie per averci appunto parlato anche di questi dettagli, insomma, della celebrazione e non solo. Allora, fra pochi minuti, non so se riusciamo già a vedere il consueto tavolo della sala stampa dell'unità di crisi di Marghera. Nel frattempo la cronaca eccolo qui.
la preparazione, quindi fra pochi minuti davvero. La cronaca ci parla anche di un gravissimo terremoto di 5,5 gradi della scala Richter che ha devastato Zagabria con danni ingentissimi. Ecco queste le immagini, ed è una scossa avvenuta la prima alle 6:24 e la seconda alle 7. Gravissimo, un quindicenne, avvertita anche queste scosse di terremoto avvertite anche a Trieste ovviamente, ma pure in Veneto, nella zona dell'Alta Marca Trevigiana. Quindi due scosse, la prima con magnitudo 5,5 gradi, la seconda mezz'ora dopo con 5,0 gradi. Il ragazzo gravissimo è ferito per il crollo di macerie sopra di lui. E a questo proposito la nostra redazione di Tele4 in diretta poco fa si stava informando proprio sulla situazione, Tele4 Trieste, i nostri colleghi Marco Stabile e il nostro collega Marco Stabile, e peraltro la domanda che ci si faceva era l'inquietudine della vicinanza della centrale di Krsko, centrale nucleare. Allora vediamo, adesso ve lo trovo subito, il pezzo della diretta in edizione straordinaria dei nostri colleghi di Tele4, nella quale si informano anche della situazione della centrale, della vicinissima centrale. Allora aspettate un attimo, ve lo faccio vedere subito, ovviamente pronti ad andare a Marghera nel momento in cui inizia la conferenza stampa di Zaia. Ecco qui. Il terremoto ha danneggiato gravemente la cattedrale di Zagabria, uno dei simboli della città. Ora Umberto ci fa vedere le immagini in diretta, le rimettiamo dall'inizio, il nostro Massimo in regia ci aiuti, perché veramente questo è uno dei simboli della Mitteleuropa a livello di cattedrale. È una cattedrale bellissima ed è danneggiata molto molto seriamente, non solo la punta della cattedrale di Zagabria ma anche l'interno. Guardate cosa è piovuto dal tetto monumentale, che è praticamente divelto nella parte interna. È veramente una situazione che ricorda un po' terremoti ben più gravi come quello dell'Aquila in Italia quanto a questa. Per fortuna si parla al momento di un quindicenne, in mattinata veniva dato addirittura per morto, invece si parla di una situazione molto grave all'ospedale. Rientriamo Massimo e rimandiamo anche le altre immagini, così assieme con Umberto le commentiamo, le altre immagini del terremoto. Vi ripeto, scossa di terremoto di magnitudo 5,4 registrata alle 5:24 di questa mattina a Zagabria, capitale della Croazia, 2 ore e un quarto da Trieste. Poco dopo le 6 c'è stata appunto una seconda scossa di 4,6. Questi calcinacci in una delle vie diciamo che separano il centro storico di Zagabria, la piazza Ban Jelačić, eroe croato. Poco distante c'è quella cattedrale di cui abbiamo visto le immagini, quel monumento di questa città che assomiglia molto a Vienna. Vedete i palazzi simili anche al neoclassico triestino. E come dicevamo con Umberto poco fa, centrale nucleare di Krško, a 60 km da Zagabria, in territorio slovenio, che tra l'altro fornisce sia Slovenia che Croazia di energia. Al momento non si rivela alcun danno, alcun problema. C'è anche una nota che ci ha inviato sempre l'assessore Scocimarro: la centrale nucleare continua ad operare come si dice, at full power, insomma, a piena potenza. Il personale ha subito preso le misure necessarie. Al momento non c'è alcun impatto sull'ambiente. La SNSA sta monitorando gli sviluppi e terrà il pubblico informato sui risultati che riguardano appunto la centrale nucleare ed eventualmente, per quel che concerne, nuove possibili azioni. Bravissimo Umberto, che ha tradotto al volo dall'inglese. Facciamo rivedere anche il grafico che ci ha mandato l'assessore all'ambiente Fabio Scocimarro. Questo è il grafico della radioattività dalla centrale che si occupa appunto delle emissioni di radioattività di Udine. Rivediamo il grafico dal computer con il nostro
con il nostro Massimo in regia, così poi estraiamo questo pezzo di straordinaria. Ora l'assessore regionale si metterà in contatto con le autorità slovene. Al momento non è stata segnalata alcuna anomalia circa il funzionamento di Krško. Esiste un patto bilaterale tra Italia e Slovenia che prevede l'immediato avviso da parte degli sloveni in caso di incidente alla centrale di Krško, ma come avete sentito dall'ottimo Umberto, che ha tradotto il comunicato dall'inglese all'istante, non ci sono problemi. Un ragazzo di 15 anni in condizioni gravissime veniva dato per morto questa mattina, 3 feriti, tanta gente in strada, un allarme che si somma all'allarme. Allora così i nostri Marco Stabile e Umberto Bosazzi hanno raccontato questa mattina ciò che stava accadendo e ciò che sta accadendo a Zagabria. Davvero incredibile la cronaca che si somma alla cronaca, l'emergenza che si somma all'emergenza, questo terribile terremoto, peraltro con la vicinanza a 60 km di una centrale nucleare, e fortunatamente la situazione è sotto controllo. Grazie allora ai colleghi di Tele4 che ci hanno fornito questo breve estratto ma significativo della situazione. Torniamo all'emergenza coronavirus. Io vedo sempre la cosiddetta e consueta sala stampa. Ormai dovrebbe essere in arrivo il governatore. Ricordo i dati di questa mattina: 5.122 i casi positivi, con 14.268 persone in isolamento domiciliare. Sono 1.113, le ripeterà molto probabilmente il governatore fra poco, 1.113 le persone ospedalizzate, diciamo, più 29, 255 le persone in terapia intensiva, 309, questo è il dato che si dà sempre ogni giorno e che è anche l'unico dato positivo, cioè le persone che vengono dimesse, 309 finora, 169 i decessi, con 5 decessi nelle ultime ore. Vedremo allora cosa dirà Zaia. Probabilmente commenterà evidentemente anche il decreto, la decisione del governo. Ieri, se ricordate, aveva detto: se io fossi il governo farei un nuovo tavolo con i sindacati per arrivare a un blocco ragionato. Pare che sia questa appunto poi la soluzione che è stata presa, questo blocco di aziende di cui attendiamo definitiva comunicazione con le cosiddette aziende ritenute non essenziali, e poi sarà anche il giorno, oggi è il giorno in cui c'è la chiusura dei supermercati e dei negozi alimentari voluta dalla Regione, un passo ulteriore rispetto invece a quello che è la decisione del governo, che non ha posto restrizioni per le chiusure degli alimentari. Prima il sottosegretario Baretta, che avevamo in collegamento e che poi risentiremo, parlava di una scelta a suo dire sbagliata, quella della Regione Veneto, perché così si rischia appunto di creare assembramenti e assalti ai supermercati negli altri giorni, soprattutto al sabato. Ieri a questa opposizione Zaia diceva le code ci sono sempre state al sabato anche prima delle misure. La cosa fondamentale da far capire alla gente, e lo ribadiamo, è che i negozi al di là della domenica in Veneto saranno sempre aperti, quindi non è essenziale fare la corsa agli scaffali ad esempio domani, perché la corsa agli scaffali significa assembramenti, ore di coda inutili e certamente anche rischio davvero di scorte e comunque di scaffali che si svuotano. La distribuzione nel corso della settimana è fondamentale. Ancora in attesa di sentire il governatore Zaia. Forse riusciamo, ma vediamo se riusciamo a far vedere un messaggio o un servizio prima di andare in onda, altrimenti facciamo un po' di ultimi aggiornamenti in attesa di Zaia. Lo dicevamo, i dati nella provincia di Padova e Verona sono oltre 1000 i casi, è il cluster che preoccupa di più in queste ore quello di Verona. È stato nelle prime settimane la zona la provincia che sembrava meno colpita, invece ora sta crescendo sempre di più. Siamo a 1046 casi positivi. Quindi la questione Verona resta in primo piano. Vediamo se ci sono altri aggiornamenti.
Altri aggiornamenti, ecco per esempio questo è un messaggio che arriva da Coldiretti ed è un messaggio importante alle persone che poi si recano nei supermercati. Coldiretti nazionale. Con le crescenti difficoltà alle frontiere tra paesi, l'approvvigionamento alimentare degli italiani nei supermercati è assicurato dall'agricoltura nazionale, che si classifica al primo posto a livello comunitario per numero di imprese e valore aggiunto grazie ai primati produttivi. Quanto afferma appunto Coldiretti in riferimento all'appello di Giuseppe Conte a mantenere attiva l'operatività della filiera agroalimentare. E da Coldiretti parte un appello: evitare le inutili e pericolose file supermercati, il cibo è garantito. Secondo l'indagine Coldiretti XE, 4 italiani su 10 hanno fatto scorte per il timore ingiustificato di non trovarli più disponibili sugli scaffali. Nelle dispense sono stati accumulati soprattutto nell'ordine pasta, riso e cereali, 26%, poi latte, formaggi, frutta e verdura, 17%, quindi prodotti in scatola, 15%, carne e pesce, 14%, salumi e insaccati, 7%, vino e birra 5%, un comportamento che Coldiretti definisce irrazionale, visto che la rete diffusa lungo tutto il territorio viene quotidianamente rifornita. Non è il caso di fare l'assalto ai supermercati, questo lo ricordiamo. Una realtà che, allargata dai campi di scaffali, vale 538 miliardi di euro, pari al 25% del PIL, grazie al lavoro tra gli altri di 740.000 aziende agricole. Queste sono le aziende poi essenziali che evidentemente non chiuderanno con il decreto che, lo ricordo, sarà in vigore da domani e fino al 3 di aprile. Allora facciamo così, risentiamo le parole di Conte delle misure, così rinfreschiamo la memoria sulle misure del governo, in attesa ovviamente della lista, in attesa anche di Zaia. Allora il breve estratto con il punto cruciale delle misure del governo. Oggi abbiamo deciso di compiere un altro passo. La decisione assunta dal governo è quella di chiudere nell'intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantirci beni, servizi essenziali. Abbiamo lavorato tutto il pomeriggio con i sindacati, con le associazioni di categoria, per stilare una lista dettagliata in cui sono indicate le filiere produttive delle attività dei servizi di pubblica utilità, quelli che sono più necessari per il funzionamento dello Stato in questa fase di emergenza. Continueranno a rimanere aperti tutti i supermercati, tutti i negozi di generi alimentari e di prima necessità. Quindi fate attenzione, non abbiamo previsto nessuna restrizione sui giorni di apertura dei supermercati. Invito tutti a mantenere la massima calma. Non c'è ragione di fare una corsa agli acquisti, non c'è ragione di creare code che in questo momento non si giustificano affatto. Continueranno a rimanere aperte anche farmacie, parafarmacie, continueranno a venire assicurati i servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari, assicureremo tutti i servizi pubblici essenziali, ad esempio i trasporti, assicureremo ovviamente anche tutte le attività connesse, accessorie, funzionali a quelle consentite, a quelle essenziali. Al di fuori delle attività ritenute essenziali consentiremo solo lo svolgimento di lavoro in modalità smart working e consentiremo solo le attività produttive ritenute comunque rilevanti per la produzione nazionale. Rallentiamo il motore produttivo del Paese, ma non lo fermiamo. Così queste frasi insomma riecheggiano da ore nelle nostre orecchie e non solo, nella nostra mente. Rallentiamo ma non fermiamo, così ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri sera, tarda serata di ieri sera, nel suo messaggio Facebook. Siamo ancora in attesa della conferenza stampa a Marghera. Ecco, vedo il tavolo, è davvero a momenti l'arrivo del governatore.
Domani Zaia in teoria dovrebbe fornire anche i dati, eccolo qua, lo vediamo, allora andiamo con Zaia. Buongiorno. Ci sarà, va che piade corrente d'aria. Buongiorno a tutti e buona domenica a voi che siete qui e a tutti coloro che sono collegati, che ci stiano vedendo via televisione o ci sentono via radio o ci vedono tramite i social media, social network e quindi vedono in diretta questo punto stampa. Sono accompagnato dall'assessore Lanzarin, che è l'assessore alla mia destra, l'assessore alla salute e alla sanità, e l'assessore Bottacin, che è l'assessore alla protezione civile. Allora, bollettino della giornata. Abbiamo in questo momento in isolamento 14.268 persone. Sono sostanzialmente persone positive o persone, diciamo, contatti di positive, che per la politica del Veneto, voi sapete che abbiamo fatto questa scelta dell'isolamento fiduciario, del tema del rintracciare i contatti o quant'altro, ci porta ad avere ormai 14.268 persone. Quanti sono in questo momento i positivi in Veneto intercettati dal nostro team che fa tamponi in tutte le ULSS? Sono 5.122. Questi sono positivi che ovviamente rientrano nel contingente degli isolati e in questo momento noi abbiamo una massa di ricoveri riconducibile a 1368. Come vedete cresce tutti i giorni, questi sono tutti letti, sono 1368 letti, stiamo ormai arrivando a 2 grandi ospedali provinciali, 1368 letti sono quasi 2 grandi ospedali provinciali e questo vi dà una dimensione, questo numero dei ricoverati, di cosa significhi il coronavirus. Al di là di tutte le teorie più strampalate che sentiamo dire sul coronavirus, il dato oggettivo per noi che siamo in trincea è questo. Questi sono pazienti che mai nella storia avremmo avuto, li abbiamo avuti tutti col coronavirus, cioè non c'è un'alternativa. Considerate che a questi pazienti si sommano i pazienti che comunque abbiamo. Questo spiega anche perché ci siano tensioni rispetto agli ospedali, però tutti coloro che capiscono fino in fondo che la partita di 1368 pazienti non la puoi gestire con i camper, con i capannoni e le tensostrutture. Devi fare in modo di mixare ospedali per i pazienti coronavirus e altri no. Di questi pazienti 1368, 255 sono in terapia intensiva. 255 in terapia intensiva significa che hanno un tubo in bocca. Sono intubati, respirano in virtù della presenza di un respiratore meccanico e rappresentano l'embo più estremo e più critico della filiera delle cure, perché noi abbiamo la febbre e tutto il tema che si può gestire in casa, poi si va alle malattie infettive, passate le malattie infettive, se la situazione peggiora si va alla terapia semi-intensiva, subintensiva, finché si arriva alla terapia intensiva. Qui ci giochiamo la partita tra la vita e la morte. I dimessi, siccome noi curiamo i cittadini, e questa è la bella notizia, sono già 309 persone che sono ritenute guarite in tutta questa sfida. Vedrete che questo numero aumenterà sempre di più perché, avendo lavorato già da 3 settimane, adesso cominceremo ad avere i risultati. Purtroppo la nota dolente sono i decessi, siamo a 169 persone che hanno perso la vita. Questo significa che queste persone, questi nostri cittadini e cittadine di tutte le età, se non avessero avuto l'incrocio col coronavirus, sarebbero morti per altre cause in altri momenti della loro vita. Quindi anche qui vedo dibattiti che adesso bisogna, sì, per carità l'abbiamo detto tutti, molti sono pazienti che sono cronici, che hanno altre patologie, ma la verità è che se il coronavirus non arrivava a casa loro sarebbero ancora tutti qui. Quindi 169 cittadini hanno perso la vita. Come vedete abbiamo un quadro che è un quadro assolutamente che ci preoccupa, è un quadro che mi impone
di dire ancora ai cittadini di portare pazienza rispetto alle misure restrittive che abbiamo adottato. Io ho voluto firmare l'ultima ordinanza che è valida dalla mezzanotte di venerdì sera circa l'uscita di casa, che la si può fare nel raggio di 200 metri. Qualcuno mi ha detto: perché hai messo i metri? Perché i veneti sono persone inquadrate, i veneti hanno piacere di sapere l'unità di misura. 200 metri sono 263 passi. Capisco che è un sacrificio, però è la possibilità quantomeno di girare, per quanto possibile, di uscire di casa e girare attorno a casa. Dico che vi chiedo questo sacrificio, assieme a quello ovviamente di rinunciare ad attività a tempo aperto, all'aperto, piuttosto che a tutto il tema dell'aggregazione e oltre al tema dei supermercati la domenica, perché noi abbiamo visto, e questo lo registriamo nei nostri modelli, che le misure di contenimento del contagio e quindi le misure restrittive comunque pagano sempre. Allora, c'è il caso estremo di Wuhan e poi ci sono anche queste ordinanze che abbiamo portato avanti. E dico che, e lo dico ai cittadini, ai quali auguro una buona domenica per quanto sia possibile, dico ai cittadini che è un sacrificio che facciamo oggi per vivere meglio domani. Dico ai cittadini che questo sacrificio rappresenta la vera cura al coronavirus. Guardate che per assurdo se chiudessimo tutto, come ho sempre sostenuto, il virus non troverebbe più diciamo, corpi umani liberi da colonizzare. Avete visto che il governo questa notte, nottetempo, ieri sera sul tardi, ha deciso di predisporre un DPCM del quale ancora non si ha il testo, ma abbiamo capito che parla di chiusura delle aziende fino al 3 di aprile, dei cantieri e di molto altro. Proprio in linea con quello che vi ho sempre detto, queste sono misure che poteva adottare solo il governo. Io sono stato criticato una quindicina di giorni fa perché ho detto che ci vorrebbe il coprifuoco. Siamo arrivati al coprifuoco. Ovvio è che poi ci saranno delle deroghe giuste rispetto ad alcune aziende che debbono garantire filiere importanti, che sono quelle medicali, che sono quelle dell'agroalimentare. Ai cittadini dico di non farsi prendere dal panico rispetto all'agroalimentare, perché è garantito, non c'è al momento nessuna visaglia secondo la quale bisogna cominciare ad andare a fare magazzino in casa di prodotti. Evitiamo di farci prendere dal panico e di affrontare anche questa nuova sfida. Ne verremo fuori. Io dico che noi stiamo lavorando per venirne fuori con i danni minori possibili. Guardate che non è stato facile fino ad ora tenere in questa maniera. Forse abbiamo avuto una buona dose di fortuna, sì, qualcuno lo può anche dire. Io dico che abbiamo avuto una sanità eccezionale, ringrazio, e abbiamo una sanità eccezionale. Quella sanità che spesso noi veneti magari denigriamo perché l'orario della lista per la prestazione non è di tuo gradimento, perché ti tocca aspettare un po' di più. Però vedete che adesso che siamo in emergenza, quando il gioco si fa duro, i duri scendono in campo e questa sanità sta rispondendo bene. Posso dirvi ad oggi che noi abbiamo fatto questa mattina 2 videoconferenze importanti, una con quella diciamo nazionale, con Borrelli, con Arcuri, il commissario, al centro di coordinamento. Ho presentato ancora l'istanza delle navi. Noi non possiamo accettare navi che attracchino in Veneto. Non siamo in grado di curare un raffreddore a quelli che vengono da fuori. E non è una volontà di dire che siamo egoisti, è la visione oggettiva di un governatore che ha l'obbligo di garantire la salute prima ai suoi cittadini. Peraltro mi pongo anche un quesito: lasciamo perdere le navi che magari sono fuori da 3 settimane o quello che è, non so, ma mi pongo anche un quesito, lo pongo a livello universale, mi chiedo se c'è ancora qualcuno che fa partire navi di crociera per farsi viaggi in giro in un mondo che è in totale emergenza. Cioè la nave con un solo contagiato ti porta a fine crociera con un lebbrosario, nel senso che è pieno di contagiati. Allora io veramente dico, se è fermo deve essere fermo per tutti,
non ci sono ormai più parti esenti del mondo del coronavirus, quindi mi chiedo come mai quotidianamente abbiamo notizie di navi che vorrebbero attraccare qui. Qui da noi non c'è posto, perché come la nave che vi ho detto, la Costa Victoria, che ha 1400 persone a bordo, delle quali 700 lavoratori e 700 passeggeri, sembra che all'interno della nave ci siano delle persone malate, capite che se arrivano qui hanno giustamente bisogno di cure e noi non siamo in grado di garantirle, perché il programma che noi abbiamo messo in piedi è un programma che tiene, è un programma assolutamente performante, ma è per i veneti, ma non perché si chiamano veneti, è per i veneti, per coloro che vivono qui. E le sanità sono programmate anche per l'emergenza, ma in questo momento siamo programmati per i nostri 5 milioni di veneti che devono essere curati bene. Allora, se da un lato qualcuno dice la fortuna, dall'altro io invece dico soprattutto la qualità della sanità, terzo la qualità delle scelte che abbiamo fatto in questa sanità, quarto la politica dei tamponi, dell'andare a identificare fino in fondo con i tamponi, con i test, i soggetti positivi asintomatici, che sono, diciamo, sostanzialmente un incubatore di virus in grado di contagiare almeno una decina di persone prima di diventare magari sintomatici. Vi confermo che questa mattina nella riunione con i direttori abbiamo accelerato ancora di più sui budget di test, macchinari e quant'altro. Ormai noi ci giochiamo, diciamo, fino in fondo anche l'ultima fiche sul fatto che il sistema del trovo il sintomatico, lo isolo, vado dai suoi contatti eccetera funziona, tanto è vero che domani avremo qui il professor Crisanti, che sarà ovviamente lui a validare e a dare, come si può dire, oltre che la regia anche il timbro scientifico di questa operazione, che diventerà ancora più come si può dire, validata scientificamente. Il professor Crisanti, capo dipartimento di microbiologia dell'Università di Padova. Fra l'altro il professor Crisanti, per chi non lo sapesse, è un cervello di ritorno, nel senso che lui si è fatto 25 anni in Gran Bretagna, si è sempre occupato di questi temi, per cui anche in questa direzione diciamo che il professor Crisanti ci darà una grande mano rispetto a quello che è il sistema VO, il case history ormai a livello internazionale dal punto di vista scientifico. Siamo andati su Le Monde, siamo andati su The New York Times, siamo andati nel Times, cioè tutti scrivono di questo effetto che noi vorremmo, come si può dire, codificare sempre di più e riuscire a pubblicare a livello internazionale. Ovviamente tutto questo per dire cosa? Che di mezzo c'è la vita e la qualità della salute dei nostri cittadini. Spero che possa tornare in pista anche il professor Palù. Il professor Palù è un autorevolissimo virologo conosciuto a livello internazionale veneto, e stiamo parlando di un personaggio che anche lui ha rapporti con Harvard e con altre realtà, per altri aspetti diciamo, con i quali stiamo ragionando con lui. Non posso anticiparvi tanto, però posso garantirvi che stiamo mettendo in piedi una squadra sempre più forte. Alla fine per noi conta la salute dei cittadini. Domani presenteremo questo studio del professor Crisanti, o meglio questo piano di azione, piano d'attacco, piano Marshall ancora per tamponare. Ai cittadini dico una cosa: non stiamo parlando di andare a fare tamponi a tutti i 5 milioni di veneti, non ce la faremo mai e non serve. Dobbiamo invece mettere in piedi un piano per riuscire a mettere in sicurezza tutto quello che è il mondo delle persone a rischio, penso agli ospedalieri per primi, le case di riposo, le forze di polizia e quant'altro. Dopodiché abbiamo tutto il tema dei contatti dei positivi ed infine, ma non infine, sempre con il professor Crisanti, anche dei rilievi a campione rispetto, che so, ai supermercati piuttosto che in strada per particolari categorie. Quindi non fatemi dire cose che non ho detto, perché qualcuno ha scritto Zaia vi manderà in casa tutti a farvi il tampone. Impossibile, sono 5 milioni di veneti, lo capite da soli che è impossibile. Però andiamo avanti anche su questa direzione e penso che sia fondamentale ricordarlo a tutti i veneti. Noi ci siamo presenti tutti i giorni e questa conferenza stampa ve ne dà una dimostrazione, perché finché non è finita questa storia noi da qua non ci muoviamo. Detto questo,
Vi ricordo che sul territorio abbiamo messo giù un piano d'azione strepitoso con gli ospedali per la cura di questi pazienti e voglio ricordare in maniera tale che si possano curare anche gli altri pazienti veneti. Qui nessuno si è dimenticato degli altri pazienti veneti. Ovviamente abbiamo compresso alcune attività ospedaliere che non sono urgenti, però stiamo tentando di tenere in fila tutte le prestazioni in maniera tale che tutti i cittadini abbiano ovviamente prestazioni. Capisco l'ansia e l'inquietudine e la preoccupazione di molti cittadini che sentono dire, spesso vengono informati da persone che strumentalmente diffondono informazioni spesso ben, come si può dire, argomentate in maniera negativa, diciamo così per non usare parolacce, circa i loro ospedali. Allora, tutti gli ospedali identificati come Covid Center, cioè centri per il coronavirus, appena finita questa tragedia, e immaginiamo che con, io spero, dei modelli che abbiamo da maggio a giugno dovremo venirne fuori, tutti gli ospedali tornano più belli di prima e come erano prima. Tutti gli ospedali rifaranno tutto quello che facevano prima, avranno peraltro anche più attrezzature di quelle che hanno oggi, perché noi stiamo riempiendo questi ospedali di attrezzature, di terapie intensive, di CPAP, di terapie semi-intensive e di altre tecnologie che non avrebbero mai visto se non ci fosse stata questa emergenza. Questo è bene che lo ricordiamo. Capisco l'inquietudine, capisco la preoccupazione, perché chi è a casa non è tenuto a conoscere il piano sanitario, però qua delle due l'una: o vi fidate di quello che vi dico oppure continuate a far comitati, però alla fine ci confronteremo sui numeri dei morti, dei curati e di quello che sarà l'esito di questa avventura, perché resterà una memoria di questa tragedia. Ed è giusto che i cittadini poi traggano le conclusioni rispetto a chi ha lavorato per uscirne e rispetto a chi invece magari ha fatto perdere tempo creando solo allarmismi. Noi non vogliamo chiudere nessun ospedale e derubare nessun territorio di strutture, ma in questo momento abbiamo l'obbligo di curare tutti i veneti. E guardate, io non mi diverto quando firmo ordinanze per chiudere e per dire ai cittadini di restare a 200 metri di casa, di restare in casa. E io ho provato dolore quando ho dovuto firmare l'ordinanza per dire che alcuni ospedali devono essere letteralmente svuotati, no? Però è anche ben chiaro che non potrò mai avere giustificazioni se i veneti dovessero morire perché non ho fatto delle scelte dure. Allora io non voglio dire che dobbiamo provare ad avere un malato del coronavirus per ogni famiglia per capire questo, ma capiterà purtroppo che conosceremo qualcuno che si ammalerà e anche gravemente e capiremo cosa significherà avere questa organizzazione della sanità. E quindi vi chiedo solo comprensione e chiedo ai veneti. Qui stiamo lavorando tutti per lo stesso obiettivo. Non si sa chi toccherà il coronavirus e non è possibile che ragionando così si pensi che il problema sia solo di quello che è attaccato alla macchina per respirare. È un problema della società e non posso neanche accettare che qualcuno sostenga che alla fine stiamo facendo operazioni per i più anziani. I più anziani hanno più diritto di noi di vivere e di stare bene, perché sono quelli che hanno fatto grande questo Veneto e non esiste che pensiamo che ci sia una parte della società della quale non dobbiamo occuparci. Già vediamo le tragedie che ci sono dentro alle terapie intensive, vediamo le tragedie che ci sono nelle case di riposo, che in alcuni casi sono diventati degli incubatori di virus, ma comunque combattiamo per salvare la vita a questi anziani. E poi non pensate, lo dico ai cittadini, so che è domenica, non abbiamo solo anziani in terapia intensiva, abbiamo ragazzi, abbiamo giovani, abbiamo adulti, quindi ce n'è per tutti, che nessuno vada a nanna stasera pensando alla sua carta d'identità e dicendo io sono fuori perché ancora non sono pensionato. Posso garantirvi che abbiamo persone di 30 anni attaccate al tubo in terapia intensiva e non hanno altre patologie. Abbiamo bambini, quindi proprio per questo abbiamo l'obbligo di essere a fianco ai veneti e il minimo sacrificio che chiedo è quello di dire capite che se abbiamo fatto delle scelte sul territorio le abbiamo fatte per tutelare la salute di ognuno di noi. Non per togliere ospedali e perché la follia di voler firmare ordinanze ci porta a questo. E chiudo dicendo che anche la soluzione che viene spesso data
a qualche cittadino di dire ma potevano utilizzare i vecchi ospedali, ve lo ripeto, i vecchi ospedali non andavano bene, perché gli impianti che servono per questi pazienti devono essere impianti all'avanguardia. Le tubazioni dell'ossigeno si congelano da quanto ossigeno aspirano questi pazienti. Sono pazienti particolari, hanno bisogno di una mole di gas, di ossigeno per restare in vita paurosa, crea il ghiaccio negli impianti, e negli impianti vecchi ci sarebbe solo bocchette ghiacciate e l'impossibilità di curarli. Quindi fidatevi, c'è una squadra di tecnici, di scienziati, di medici che sta seguendo tutto questo piano. Infine, prima di passare alle domande, voi vedete che sta girando un video. Noi siamo all'avanguardia per la sperimentazione di molti farmaci. Ieri abbiamo parlato di quel farmaco impronunciabile ma che comunque si utilizza per la cura dell'artrite reumatoide. Avete visto che gira un ultimo video di un farmaco giapponese, l'Avibad, mi sembra Avibad si chiami, non vi dico il principio attivo perché è un nome impronunciabile anche quello. Vi informo che AIFA ha dato l'ok alla sperimentazione e quel farmaco che vedete da 24 ore, del quale si parla in un video che gira dappertutto, che dice guardate i giapponesi hanno questo farmaco, adesso girano, sono tutti contenti. Serve o non serve? Verrà sperimentato anche questo in Veneto e spero che da domani si possa iniziare. Qua poi c'è il dottor Mantoan come AIFA, vi può dare anche delucidazioni su questa partita. Io non ho altro da aggiungere. Vi lascio spazio per le domande e poi ci salutiamo. Prego. Presidente, due questioni. Una diciamo, come dire, legata all'emergenza, l'altra di carattere economico. Hai detto prima, tra maggio e giugno ne usciremo, quindi ragionevolmente il periodo della trincea. Ma guardate, io penso che la trincea brutta ce l'abbiamo ancora per tutto aprile, dopodiché dovremo cominciare a vedere raggi di sole sperando, se il modello si ripete e se siamo più bravi possiamo anche anticipare, perché oggettivamente noi stiamo lavorando per questo, di chiudere questa partita per giugno, assolutamente. Resteranno dei malati residuali, ci dice il modello, che ci trasciniamo anche giugno a luglio, ma a quel punto sono fra virgolette l'influenza, no? Cioè sono casi sporadici, isolati, che non ci fanno impensierire sul fronte delle terapie intensive, delle infettive, delle semi-intensive, del carico di letti, del carico di lavoro, eccetera. Saranno assolutamente gestibilissimi. Ecco, sul versante economico, che ovviamente è priorità alla vita delle persone, ma insomma i provvedimenti del governo, che sono provvedimenti che non trovano precedenti insomma, nella storia repubblicana, almeno, vengono avvertiti con un certo timore e anche con una certa diciamo, resistenza da parte di ambienti industriali, almeno da una parte di questi ambienti. Si teme che ci sia un contraccolpo micidiale poi in termini di occupazione, di segmenti di mercato, di tenuta delle aziende. Guardate, noi di impoverimento del paese. Stiamo affrontando un'emergenza che è pari a quella della seconda guerra mondiale. Ma se pensate il bollettino di guerra quotidiano dell'Italia è degno di un bollettino di guerra di una guerra importante. Durerà poco e questo è un grande vantaggio. Abbiamo il fattore tempo che sta dalla nostra parte, magari poi ci sarà una ripresa autunnale, ma di quello parleremo, saremo molto più attrezzati, sapremo molte più cose. E è ovvio che oggi noi siamo davanti, capisco tutte le posizioni, capisco le posizioni di chi ha già chiuso per fare una scelta di prudenza. Ci sono imprenditori che dicono chiudo perché quando ho un positivo comunque metto a repentaglio la vita di tutti i miei lavoratori, e hanno chiuso. C'è chi ha chiuso perché le frontiere ormai, o chiuderà perché le frontiere sono chiuse, è inutile, non abbiamo un mercato aperto, Schengen non esiste più, un ricordo della vecchia Europa. C'è chi ancora resiste, convinto del fatto che sia inutile, e anche chi è preoccupato di chiudere. Guardi, io non biasimo nessuno, però mi viene in mente Pirandello e il racconto dell'uomo nella giara. Cioè,
salviamo la vita all'uomo e spacchiamo la giara, o salviamo la giara e muore l'uomo? Capite che questo è un tema al quale io rispondo in una sola maniera: io salvo la vita all'uomo, punto. Perché un'economia senza società non può esistere, una società senza economia non può esistere, però è pur vero che io sono convinto che dobbiamo venirne fuori velocemente, che questo vuoto sanitario ci deve permettere di correre di più per rinfrancarci con i tempi, e sono convinto che in Veneto vedremo i risultati. Dopodiché dietro a questo ci vuole non il cura Italia, ci vuole la cura da cavallo per l'Italia, che è un'altra roba. La Germania ha stanziato 550 miliardi, l'Italia ad oggi ha stanziato solo 25 miliardi. È ovvio che è una misura straordinaria, è una misura, guardate, che oggi adottiamo noi e domani adotteranno i francesi che se la ridevano 10 giorni fa. I francesi sono in assoluta emergenza, e così accadrà per la Spagna, e così accadrà per la Germania e via. Allora io non voglio dire che mal comune è mezzo gaudio, dico semplicemente che fortunatamente dal punto di vista economico sarà una crisi che coinvolgerà tutti, e quindi ripartiremo tutti i blocchi di partenza a pari merito. Dopodiché dopo la pioggia viene sempre il sereno. Guardate che usciti da questa crisi molto intensa e di breve durata ci sarà inevitabilmente un rinascimento, ma sarà psicologico e culturale innanzitutto, perché cambieranno i modelli di pensiero e anche le priorità nella vita delle persone. Pensate, no? Una persona può avere tutti i soldi del mondo ma magari muore perché nessuno le vende una mascherina. Abbiamo capito quanto ineluttabile sia poi il tema vita, no? Ma assieme a questo cambiamento culturale ci sarà un rinascimento anche per l'attività produttiva, è inevitabile. I romani dicevano che si costruisce sempre dalle ceneri, mai dalle macerie. Da qui noi ne veniamo fuori con le ceneri, ma in senso positivo, metaforico. Dobbiamo venire fuori con le aziende non distrutte, e bisogna, perché non siano distrutte, devono essere, ci deve essere iniezione di risorse, ma vere, non farse. Ma ne veniamo fuori, e se abbiamo le aziende belle toniche, tenute pronte, riusciamo anche a reinventarsi in molti mercati. In Veneto non esiste un settore del biomedicale, e immagino che molti partiranno con questa nuova sfida. Pensate, non facciamo respiratori meccanici, non siamo in grado di, siamo in grado di far tutto perché siamo i migliori, ma non abbiamo molti comparti, e abbiamo capito che l'industria bellica fino a poco tempo fa era quella strategica, ce lo dicevano a scuola, no? Uno Stato per essere forte deve avere l'industria bellica. Oggi dell'industria bellica non gliene fotte più niente a nessuno, perché basta una provetta con un virus e ti mettono in ginocchio tutto il mondo. Allora abbiamo capito, la vera industria bellica nostra è il biomedicale, avere aziende che fanno respiratori meccanici, che fanno studi e approfondimenti rispetto alla biosicurezza, insomma tutti temi che entreranno non solo negli ospedali, nelle nostre case. Pensate, solo il tema del filtraggio dell'aria che entra nelle nostre case, come sarà percepito da ora in poi rispetto a prima, e saremo più attenti a tutto quello che sarà la qualità dell'aria, al tema dei contatti con le persone, al tema della pulizia, alle sanificazioni, le disinfezioni, le disinfestazioni, e allora non rideremo più come una volta quando vedevamo i giapponesi con la mascherina, perché un popolo che è abituato a utilizzare la mascherina è un popolo che quando arriva un'emergenza come questa è molto più avanti di noi. Altro? Ecco Presidente, buongiorno. Come funzionerà la distribuzione delle mascherine a proposito, no, del biomedicale delle nostre aziende? Abbiamo verificato ieri il caso che le mascherine c'erano? No, le mascherine... No, ma dico, ieri abbiamo verificato il caso che le mascherine c'erano a Dolo. Beh, direi che è stata ampiamente trattata la questione, è stato verificato. Bene. È stato verificato. Lo dico perché questa mattina noi abbiamo fatto, come tutte le mattine, la riunione con i direttori generali. Ad oggi a noi risulta che tutti gli ospedali hanno i DPI. L'unica emergenza vera è sulle M3, le FF3, cioè quelle estreme, quelle di più alta qualità, dove ce le abbiamo centellinate, contate, ma sulle chirurgiche ad oggi noi non risulta di avere problemi.
No, lo dico anche perché voi potete darci una mano a comunicare questo. E sapete perché ve lo dico? Perché non è che basta presentarsi sulla porta di un ospedale con 50 mascherine e farsi la foto e far passare l'idea che noi siamo un branco di lazzaroni. Noi ne stiamo comprando 2,5 milioni di mascherine a botta, non 50 una scatoletta, perché non può neanche passare l'idea che il vicino di casa salva l'ospedale e un'intera amministrazione con 54.000 dipendenti non è in grado di trovarsi le mascherine. Ma non lo sto dicendo a te, lo dico a tutti, dateci una mano. E se avete qualcuno che vi dice che non ha la mascherina, fatevi dare il nome e cognome, lo verifichiamo assieme. Ma non è per far, come si può dire, per fare ritorsione a chi ve lo dice. Mi permettete di fare una verifica puntuale? Prego, mi dicevi le altre mascherine. Mascherine, quelle prodotte made in Veneto. Poi parlerà l'ingegnere Bottaccini, l'assessore, e vi spiegherà tutta la distribuzione. Franceschi ce ne ha date 2 milioni. Non escludiamo adesso, se riusciamo a trovare un accordo, di stamparne altri 4 milioni e poi vi dirà come si distribuiscono. Però anche qui non c'è scritto in nessun manuale che dovevamo fare le mascherine, le abbiamo volute fare noi per regalarle ai veneti, per tamponare un po' questa deficienza di mascherine che c'è sul mercato. Cioè, che non passi l'idea che è diventato un diritto avere la mascherina perché non ce la facciamo. Quindi dopo vi darà tutte le spiegazioni. Altro? Avrei un po' di domande. Prego. Dei colleghi. Allora, cominciamo con la Cristina Giacomuzzo, dice: lei ritiene opportuno, visto che vi parla di mascherine, rendere obbligatorio l'uso delle mascherine e dei guanti nei supermercati, nelle farmacie piuttosto che nelle... Ma guardi, la verità è una sola. Quando io ho pensato a sta mascherina con Franceschi, che sento ormai 3 volte 4 al giorno, ho pensato al fatto che nonostante la comunità scientifica dicesse che non serviva la mascherina, io ho sempre pensato che se uno davanti alla bocca al naso c'ha qualcosa, evita di infettare e evita di essere infettato. Poi abbiamo anche scoperto che abbiamo veneti che cominciano a chiedere le certificazioni. Allora, prima giri con la mano o con un pezzo di carta, dopo ti danno sta roba qua e ti poni anche il problema se è certificata. Fai a meno di metterla. Questo è omaggio, se la vuoi te la metti, se non fai a meno. Io la porto tutto il giorno, tanto per capirci, i miei assessori sono testimoni, io porto questa, perché è pratica, la metto su, non ci metto tanto tempo, tira bene e quindi non ho nessun problema. Questa è la mascherina. Quindi mascherine, secondo me, se fossimo messi tutti nelle condizioni di portarla, di averla, sarebbe bene portarla, a prescindere che vai al supermercato o vai da qualche altra parte. Alda Manzan, Cazzettino Conte ieri sera ha detto supermercati aperti, resta il suo diritto di apertura o no? Ma adesso dobbiamo verificare questo rispetto al DPCM, è proprio un problema di norma gerarchica. È pur vero che se la norma gerarchica prevede che il DPCM sia, come si dice, sovrasti la norma, un'ordinanza, e vuol dire che si va in quella direzione, se no noi confermiamo la nostra che va fino al 3, che quindi significherebbe chiusi anche domenica prossima, niente di più, cioè poi stiamo discutendo di questo, però daremo comunicazione, ma non ne facciamo una questione di contrapposizione, cerchiamo di capire se la norma viene prima oppure no. L'altro numero di nuovi casi di positivi e di persone in isolamento fiduciario è sempre secondo lei in correlazione all'alto numero di tamponi effettuati? Certo, sì. Sappiamo i casi perché andiamo a tamponarli, perché andiamo a isolarli, cioè noi la tecnica la stiamo portando avanti. Vi dico che sui tamponi abbiamo delle difficoltà, questo ve lo devo dire, difficoltà ad avere reagenti, noi ce li facciamo in casa, però abbiamo difficoltà perché abbiamo delle attrezzature, delle macchine che abbiamo comprato per le quali i kit per far tamponi cominciano a mancare, perché forse il dimensionamento che è stato dato non pensando che ci potesse essere una regione come noi di pazzi, squilibrati, che ci fossero inventati, ci siamo inventati questa nuova strategia del tampone, dell'isolamento. Ma insomma, in qualche maniera ne verremo fuori, abbiamo discusso quasi 2 ore oggi su modalità alternative per continuare a fare tamponi. Fra l'altro domani arrivano già 8 macchine per leggere tamponi e le distribuiamo alle diverse ULSS e insomma l'azienda ospedaliera di Padova, che è quella al centro, l'epicentro, fa addirittura turni H24, vediamo di mettere almeno 3 o 4 macchine in modo tale che si possano fare qualche migliaio di tamponi in più al giorno.
Io avrei come ultima domanda, se non ne arrivano nel frattempo da me o i colleghi non ne hanno altre, dal NAS di Asca News. Lei per caso sa quanti sono i medici veneti che hanno risposto al bando del governo? No. Seconda domanda, lei come si spiega comunque una adesione così straordinaria da parte dei medici? No, guardate, non lo so, cioè nel senso che il tema del bando del governo è un bando che prevede alcuni benefit e la formazione di questa task force a livello nazionale. Penso che uno si muova perché è spinto intanto dalla possibilità di muoversi, no? Perché c'è anche chi magari è più libero, può permettersi di entrare in task force. Poi c'è un tema etico, uno dice voglio essere d'aiuto, voglio andare in Lombardia, ne hanno veramente bisogno. Ieri, se non ho capito male, 500 decessi. E poi ci sono anche, come si può dire, uno può strutturarsi anche un curriculum, una carriera, una professionalità, e infine so che ci sono anche degli incentivi, peraltro, che ovviamente non sono il motore principale, però so da come ho seguito le riunioni che ci sono anche degli incentivi economici per far parte di questa task force. Per cui penso che prima vengano i temi etici, professionali, poi a sfumare magari anche altri aspetti che sono quelli della... Il nostro bando hanno risposto in 1.000 sì, il nostro bando hanno risposto 1 migliaio che stiamo assumendo, che a meno che non si riferisse al nostro bando. No, si riferiva a quello nazionale, sì. Ma anche il nostro. Ha reso di più il nostro perché ne ha 1.000. Sì. Altro? Io non avrei altre domande, se i colleghi non hanno altro chiuderei qua. Vi lascio allora, lascio per Anna Maria e lascio l'assessore Bottacci che spiega tutta la storia delle mascherine. E poi, Presidente, prego. potevamo sapere gentilmente come funziona anche la sperimentazione. Sì. Poi ve lo dice, qua è a disposizione. E poi l'assessore Lanzarin sa aggiornamenti. No, noi daremo anche magari domani, potremo dare anche il tema delle spese. Ormai va sfumando perché avendo chiuso le aziende non servirà più. Però voglio ricordarvi che noi l'abbiamo fatto perché l'11 marzo era stato fatto l'accordo, poi è stato fatto il DPCM, poi successivamente l'accordo con le associazioni sindacali per tenere aperte le aziende, cioè a livello nazionale, per cui noi l'unica roba che potevamo fare è mandare i controlli. E quindi una roba voglio dirvi sul DPCM, stiamo attendendo il testo, certo è che sarà fondamentale capire quali sono le aziende che debbono comunque restare aperte. Per dirvi, oggi un nostro fornitore di letti per le terapie intensive mi ha detto bene, io resto aperto, è inevitabile, no? Però ho l'azienda che mi fa i particolari di plastica impresso fusione che deve restare aperta per darmi il kit, e poi c'ho quello del trasporto che deve restare aperto, e poi c'ho quello della ferramenta che mi deve restare aperto. Quindi ok, la suggestione One, però la suggestione One aveva anche le fonderie ancora aperte, vi voglio ricordare, perché poi se noi facciamo vedere per comunicazione le nostre strade vuote di giorno e di sera è una roba, ma poi c'erano anche da loro aziende aperte, perché non è che puoi fare on-off per tutto non esiste. Quindi faremo in modo anche di raccogliere le istanze di chi ha necessità. Pensate, se l'industria alimentare deve restare aperta, mi diceva un nostro grosso produttore di biscotti, mi diceva senti, però io ho bisogno dei film plastici che mi arrivano dalla Bulgaria per riscatolare questi, e quindi mi serve la logistica, mi serve quello che fa le macchine c'è tutto un tema, lo dico per essere corretti nei confronti dei cittadini, però non sono carte nostre queste. Franceschi resta aperto, deve farci le mascherine, ci mancherebbe altro. Ah sì, a rigor di logica sì, ma a rigor di pratico no, perché deve farmi le mascherine. Grazie. Prego. Buongiorno e buona domenica, grazie. Per quanto riguarda le mascherine, voi sapete che abbiamo già iniziato la distribuzione alle province. Già nella giornata di ieri sono state consegnate 550.000 mascherine in proporzione agli abitanti. Facciamo consegne giornaliere, non so ancora di preciso quante ne verranno. Un'altra tranche è partita stamattina alle 9:30 per tutte e 7 le province, non so quante me ne consegneranno oggi, ma noi facciamo che tutto quello che arriva entro la mezzanotte e poi la mattina dopo parte per le province, sempre suddiviso in maniera proporzionale agli abitanti delle province
e dopo le province le distribuiscono in proporzione agli abitanti dei comuni. Noi ci facciamo una videoconferenza tutti i giorni con le province proprio per ragionare su vari temi, fra cui anche questo. Le modalità sono in capo ai sindaci, ma è stato definito dalle province sono state definite delle linee guida individuando delle logiche comuni per la distribuzione. Sono state condivise da loro e quindi si segue un po' quella indicazione lì, quindi sostanzialmente laddove è possibile si arriva al domicilio, dove non è possibile arrivare al domicilio si utilizzeranno canali alternativi sostanzialmente, quindi punti di distribuzione dove il cittadino andrà a prendersele. L'obiettivo, come ha detto il Presidente, è quello di arrivare ad ogni cittadino con una mascherina. Non sono come dire, cioè non era una cosa prevista, è un regalo che viene fatto in più. Sottolineo che il fatto di avere la mascherina che non è monouso ma non è lavabile e deve essere utilizzata sempre dalla stessa persona non è un lasciapassare per superare tutti i limiti che sono previsti dal decreto, cioè non è perché mi è arrivata la mascherina allora vado in giro, non è così. Vige il punto fermo del decreto, in modo particolare si può uscire di casa solo per 3 motivi e quindi quello rimane fermo. È un qualcosa in più che noi diamo al cittadino come protezione per potersi muovere laddove fosse obbligato ad uscire per andare a fare la spesa o da altre parti. Ultima cosa, siccome tanti hanno creato anche qualche dubbio, incertezza, polemica, ma non è un dispositivo medicale, lo sappiamo perché infatti c'è scritto, ma è un dispositivo comunque protettivo previsto da un decreto legislativo, un articolo, l'articolo 16,2 del decreto legislativo numero 18 approvato la settimana scorsa. In Italia, perché poi il paradosso è questo, in Italia per poter scrivere che è un DP, un dispositivo di protezione individuale o un dispositivo medicale servono determinate certificazioni europee. Adesso non vi sto a elencare le Euronorm, ma sono quelle perché l'Istituto Superiore Sanitario chiede questo. Contemporaneamente però c'è un decreto che dice che possono essere utilizzati dispositivi, o meglio importati dispositivi senza marcatura CE. Mi fermo qua. Penso che se mettiate insieme il ragionamento capiate tutti quanti di cosa sto parlando, no? Se tu le vuoi produrre qua serve una riga di certificazione per non dover scrivere questa cosa. Se però le importi dall'estero va bene tutto. Ok? Non so se mi sono spiegato. L'assessore, scusi, c'è una domanda per lei, prima che se ne va. Mi è arrivata adesso la voce di Rovigo. A Merlara, nella casa di riposo, ci sono parecchi problemi, chiede il direttore della voce di Rovigo. Cosa pensiamo di fare? Allora, noi, l'ha detto anche il Presidente, sappiamo che le case di riposo sono potenziali focolai. Allora, l'ha detto anche il Presidente, sappiamo che le case di riposo sono potenziali focolai. Abbiamo dato delle indicazioni ancora la settimana scorsa a tutte le strutture per anziani con delle linee guida rispetto gli eventuali casi all'interno di queste strutture, quindi l'isolamento su settori isolati, l'evitare anche l'incrocio di percorsi, ma anche rispetto, non so, la biancheria e tutto il resto, quindi evitare appunto anche situazioni di questo tipo. Ci sono dei focolai in alcune case, a Merlara, nel Bassanese, nel Bellunese, sono monitorate tramite le aziende sanitarie di riferimento che monitorano la situazione. Nel caso di Merlara, io mi sono sentita anche stamattina con il direttore di Merlara e anche con il direttore Scibetta dell'azienda USL Euganea, abbiamo verificato se hanno all'interno presidi sanitari del tipo DP, visto che lì c'è una situazione molto importante, quindi con più pazienti, hanno detto che hanno i presidi, però giornalmente insomma comunichiamo e verifichiamo questa situazione in modo da tenerla sotto controllo. Dottor Mantua, direttore generale sanitario in Veneto e presidente dell'AIFA, Agenzia del Farmaco.
Prego. Allora, l'AIFA è impegnata su due fronti in questo momento. L'autorizzazione nella maniera più veloce possibile di tutti i trials clinici e i protocolli di sperimentazione di tutti i farmaci che possono essere utilizzati contro questo virus. Su questo il governo ha dato un input molto importante, perché ha stabilito che tutti i trials clinici, tutte le sperimentazioni che si fanno sul coronavirus sono autorizzate dal Comitato Tecnico Scientifico di AIFA e autorizzate dall'unico comitato etico, che è quello dello Spallanzani. Quindi in questo modo i tempi sono stati molto velocizzati. Abbiamo due farmaci, il Remdesivir e il Tocilizumab, sono questi nomi incredibili già autorizzati. Domani mattina la Commissione Tecnico-Scientifica di AIFA partirà con l'analisi e con la definizione del nuovo trials clinico di questo nuovo farmaco, il Favipiravir, lo devo leggere perché è un altro nome incredibile, che è questo farmaco antivirale usato in Giappone, quindi come si chiama? Favipiravir. E domani mattina l'AIFA all'ordine del giorno della Commissione Tecnico-Scientifica a questo trials clinico, che non è dovuto al fatto che oggi è circolato questo virus, ma AIFA è molto attenta appunto a definire e attivare qualsiasi protocollo terapeutico necessario. Come sapete, come abbiamo già detto, in questo momento quello che ci aiuterà sono soprattutto trovare farmaci antivirali. Il vaccino, se arriverà, quando arriverà, forse arriverà quando l'epidemia è finita. L'altro tema su cui è impegnatissima AIFA è andare a fare in modo che non ci siano carenze di farmaci. C'è un grande consumo da parte degli ospedali, come diceva il Presidente, di ossigeno, c'è un grande consumo anche di farmaci per l'anestesia, il Propofol e i curarici, dovuto appunto al fatto che ci sono questi pazienti in terapia intensiva che consumano in quantità enormi di questi farmaci. AIFA sta autorizzando tutta l'industria farmaceutica italiana, per quanto possibile, ad aumentare la produzione locale di questi farmaci e sta facilitando qualsiasi attività per poter aumentare e garantire la fornitura di ossigeno ai nostri ospedali. Abbiamo costituito un'unità di crisi che lavora H24 7 giorni su 7 proprio per supportare tutti gli ospedali che sono impegnati in questa attività di cura di questa epidemia. La sperimentazione come funzionerà sui pazienti, naturalmente con il loro assenso e anche su base volontaria? La sperimentazione si farà sui pazienti, ovviamente saranno individuate dal comitato etico le modalità con cui i pazienti potranno aderire. Ovviamente ci sarà una call, potranno aderire tutti gli ospedali che ne faranno richiesta. Ovviamente credo che non ci siano ospedali che si tirano indietro e purtroppo gli ospedali dove ci sono i pazienti in questo momento sono quelli della Lombardia, dell'Emilia Romagna e del Veneto, anche del Piemonte e delle altre regioni. Però sono questi soprattutto gli ospedali dove si potranno testare questi farmaci e nel giro di un mese potremo avere le prime indicazioni sull'efficacia clinica di questi farmaci. Filippo? Sì, io torno su questa cosa che mi pare importante per avere anche la sua opinione. Prima il Presidente Zaia ha citato le previsioni del nostro modello. Io insisto su questo, lui ha detto un aprile di fuoco, a maggio qualche raggio di sole, entro giugno si potrebbe uscire dall'emergenza. Ci conferma dal punto di vista sanitario, insomma, questo modello previsionale?
Allora, questo è il modello che ha adottato il Veneto. Noi stiamo facendo di tutto per abbassare la curva delle infezioni, perché il problema di questa malattia è che ti fa andare in contemporanea un alto numero di persone nelle terapie intensive. Allora più riusciamo ad allungare, ad abbassare la linea degli infetti, meno persone vanno nelle terapie intensive, più facilmente le curiamo, più facilmente queste persone escono, più facilmente i posti letto di terapia intensiva sono pronti per curare nuove persone. Quindi questa vicenda andrà avanti ancora qualche mese. I dati finora che possiamo presentare, che vi ha presentato il Presidente prima, ci dicono che questa strategia nostra del Veneto per ora è una strategia che ha dato dei risultati ottimi, siamo riusciti a curare tutte le persone e per ora abbiamo ancora dei letti liberi di terapia intensiva, e questo è un grande successo dell'organizzazione veneta, oltre che un grande successo dei nostri clinici, perché non solo c'è un tema di terapia intensiva, ma anche la filiera che è stata messa in atto negli ospedali che curano i Covid, cioè malattie infettive, terapia semi-intensiva con i caschi CPAP e solamente nei casi più gravi la terapia intensiva. Questo protocollo messo in atto dai nostri clinici in questo momento a noi del Veneto sta dando degli ottimi risultati. Non si sbilancia sul discorso. Ma il modello previsionale è quello che vi ha detto il Presidente. Se va come ha detto il Presidente, potremmo riuscire a dire che abbiamo gestito bene questa emergenza. Stiamo monitorando giorno per giorno, ma la sfida è proprio questa, cioè abbassare la curva degli infetti, abbassarla, allungarla e cercare di curare bene tutti quelli che entrano in ospedale. La sfida è questa, cioè evitare che arrivino in ospedale un alto numero di persone, perché il virus, come abbiamo visto dai primi giorni, è un virus molto infettante e infetta velocemente le persone. Quindi cosa mette sotto stress i sistemi sanitari? Il fatto che molte persone contemporaneamente ammalate di questo virus si presentano negli ospedali. Questo è lo stress test di tutti i sistemi sanitari. Ultime domande? Un'altra domanda ce la poi vediamo. Sì, ecco, questa la faccio non al Presidente dell'AIFA ma al Direttore della Sanità, quindi si cambia il cappello per rispondere, ma polemiche qua e là riguardanti un presunto eccesso di sanità privata a scapito di quella pubblica, anche nel Veneto. Lei che dirige la sanità veneta ormai da 10 anni, cosa si sente di dire a riguardo? Mi sento di rispondere con i numeri. I posti letto di terapia intensiva in Veneto erano all'inizio della crisi 487, di questi 487, 450 erano posti di terapia intensiva pubblici. E credo che con tutto, certamente gli ospedali privati in questo momento ci stanno sicuramente dando una mano di supporto, perché si occupano anche degli altri ammalati, però il 95% del peso sanitario di questa crisi è stato sopportato e supportato dai nostri ospedali pubblici. Quindi credo che per quanto riguarda il Veneto è una polemica senza senso. L'ultimissima domanda, poi chiudiamo, perché il dottore deve da fare, Ranzan Gavettino, poi chiudiamo. I dimessi aumentano, si può dire che sono del tutto guariti? Allora, questo è un virus
che va ancora studiato. Se vengono dimessi certamente sono guariti, vengono dimessi solamente quando le persone sono guarite e quando hanno 2 tamponi negativi, hanno comunque subito una infezione importante, sono persone che comunque una volta dimesse dagli ospedali vanno comunque in qualche modo seguite. Comunque è una notizia positiva, stiamo dimettendo persone guarite in numero sempre maggiore. Grazie dottore, arrivederci a tutti i colleghi. Grazie. Grazie. Ecco, così allora questa lunga conferenza stampa, come di consueto ogni giorno, insomma, alle 12:30. Avete sentito tante cose importanti, ci stiamo per collegare con un ospite interessante. Arrivo subito da lui, chiedo di pazientare qualche secondo soltanto per sintetizzarvi 2 cose, e cioè che avete sentito da una parte questa sperimentazione di un farmaco giapponese, Favipiravir, che da domani potrebbe iniziare anche negli ospedali del Veneto. Questo dato, data fornita dal governatore Zaia sul modello previsionale che parla di un aprile di fuoco, un maggio e un giugno, nel quale forse, se il modello Veneto insomma prosegue su questa direzione, con giugno si potrebbe esserci un'uscita, diciamo, dall'emergenza con strascichi evidentemente. È tornato a parlare del blocco delle navi a Venezia, dicendo non possiamo far sbarcare le navi, non possiamo curare una persone in più, perché il nostro piano prevede la cura, insomma è un piano tarato sulla popolazione del Veneto, non su altre persone. La politica dei tamponi e il piano tamponi che domani verrà spiegato dal professor Crisanti, quindi parte anche l'operazione dei tamponi con le categorie a rischio, poi i contatti tra i positivi e il tampone a campione, quindi domani sapremo insomma come verrà logisticamente messo in atto. Poi è tornato a parlare anche ovviamente delle chiusure e tra le altre cose ha detto l'ordinanza dei supermercati chiusi alla domenica resta, però ha detto dovremo valutare adesso, appena avremo il DPCM, appena avremo il decreto del governo, se può essere che la decisione del governo sopravanzi quella della regione. Quindi c'è aperta un'ipotesi che evidentemente non da oggi, visto che oggi e domenica sono già chiusi, ma che in futuro potrebbero riaprire alla domenica. Non è detto. Zaia è stato su questo, come dire, ha lasciato una porta aperta dicendo dovremo valutare di capire appunto la competenza. Per adesso resta l'ordinanza della chiusura, parliamo dei supermercati alla domenica, poi c'è ovviamente quella delle aziende che chiudono da domani, e quella è il decreto, diciamo, la decisione del governo che stiamo aspettando anche per capire quali sono le cosiddette aziende non necessarie. Allora, a proposito della chiusura, a proposito di chi ha sperimentato già da tempo questa chiusura totale, ci colleghiamo via Skype e lo saluto con Riccardo Parise. Non la sento però Io vi sento ecco qua, molto perfetto. bene. Riccardo Parise è un imprenditore veneto di Romano De Zelino che vive e lavora a Shanghai, è così? Da 10 anni ormai. Da sì. 10 anni, Assolutamente. quindi le devo dire buonasera, perché immagino che sia sera lì. Qui sono le 8:40 di sera, sì. Ecco, allora, intanto com'è la situazione a Shanghai? Insomma, voi avete già vissuto queste cose e cosa ci può dire? Intanto, prima cosa che le chiedo, visto quello che ha deciso il governo ieri, insomma, un suo commento da lei che queste cose le ha già viste. Quoto esattamente quello che ha fatto il governo finalmente in questo weekend. Ho avuto modo di ascoltare anche la conferenza stampa del governatore Zaia e confermo al 100% esattamente quello che ha detto, e le tempistiche che ha appena dato sono esattamente le tempistiche che abbiamo vissuto da fine gennaio fino ad oggi in Cina. Quindi come anche tempistiche di uscita dall'emergenza?
Sì, tenuto conto, partendo però oggi in Italia da 0, cioè a 1 mese e mezzo, 2, rispetto a quello che invece già l'Italia ha purtroppo vissuto negli ultimi 2 mesi. Perché il 22 di gennaio la Cina ha decretato lo stato di emergenza, ricordo che il 24 era Capodanno cinese ed è il momento dell'anno in cui c'è il maggior numero di movimenti umani nel mondo, e loro hanno in un giorno, 2 giorni, chiuso tutto, cioè erano aperti solo ristoranti, farmacie, hanno bloccato voli aerei, treni, autostrade, chiunque si trovava in una città era fermo per 1 mese e mezzo. Come ha risposto la gente in quei giorni? Ma allora, il popolo cinese sicuramente è abituato a come dire, seguire rigorosamente quello che il governo dice, ma devo dire che tutti sono stati assolutamente rigorosi. Devo anche dire che qui c'è un controllo sulla persona sicuramente più importante rispetto all'Italia o ai paesi occidentali. Cosa fanno? Prego? Come viene attuato questo controllo? A ogni palazzo, ogni gruppo di palazzi, noi li chiamiamo compound, erano rigorosamente controllati da personale, i portinai o personale del governo. Chiunque entrava e usciva veniva controllato, monitorato, veniva controllata la temperatura del corpo, o chiunque era obbligato a avere una mascherina, e nessuno che non facesse parte di quel palazzo poteva entrare e uscire. E per 1 settimana o 15 giorni, a seconda delle zone, non si poteva uscire di casa se non una sola persona per fare la spesa. Quando è scoppiata l'emergenza lì a Shanghai? Ma allora, in Cina in generale è scoppiata ufficialmente il 22 di gennaio, e dal 24 al 30 era Capodanno cinese, ripeto, è il periodo in cui c'è il massimo movimento di persone, e invece è stato il periodo in cui c'è stata il movimento zero delle persone. Io in quel momento ero in Italia, dovevo rientrare il 30 di gennaio, poi ho posticipato al 7 di febbraio, e per chi conosce Shanghai vi assicuro che abbiamo visto una situazione assolutamente mai vista prima, il deserto, quello che in questo momento vediamo dai TG in Italia, cioè nessun movimento di persone. Questa è stata la ricetta fin da subito del governo cinese. Secondo lei avrebbe dovuto essere la ricetta fin da subito anche qui? Beh, evidentemente, come dire, i dati e i fatti dicono assolutamente così. Purtroppo la sensazione che abbiamo avuto a malincuore è che in questo ultimo mese e mezzo, ci sia stata una sorta di agonia perpetrata nel tempo, che non ha permesso invece di sanare questa cosa. Qui ci sono 1,5 miliardi di persone, a Shanghai ce ne sono 23 milioni. Oggi non siamo fuori perché ancora abbiamo l'obbligo di usare la mascherina, ancora in qualsiasi locale veniamo controllati nella temperatura corporea, dobbiamo segnalare la nostra presenza con numero di telefono, però vediamo la luce in fondo al tunnel. Quindi insomma io sono ottimista per l'Italia. Secondo me, se da oggi questa sarà, come dire, la condizione rigorosa, i tempi del governatore Zaia indicati prima potrebbero essere compatibili. Senta, qual è stata la risposta a livello imprenditoriale alla chiusura? Perché qui si sta dibattendo, si è dibattuto fino a ieri, insomma, no? Non si può chiudere tutto, eccetera. Lì com'è stata la risposta? Insomma, tutti sanno che in Cina il sistema è diverso, certo. Di conseguenza l'opinione pubblica non ha la possibilità di esprimere esattamente tutto quello che possono o vorrebbero dire. Però devo dire che, ripeto, come prima, il comportamento di tutti è stato assolutamente rigoroso. Io ho visto molta serenità, molta pazienza da parte degli interlocutori. Siamo qui noi da 1 mese e mezzo, io e mia moglie, però abbiamo visto dall'altra parte anche il desiderio e la voglia di tornare alla normalità quanto prima. Chiaro che qui l'impatto anche imprenditoriale è stato totale, perché chiaramente tutti hanno chiuso, però c'è questo desiderio di tornare alla normalità. Io sono convinto che quando ripartirà davvero ci sarà un'esplosione, che secondo me sarà esattamente quella che ci sarà in Italia, speriamo bene, fra un paio di mesi. Ma quindi sostanzialmente adesso la vita quotidiana com'è? Scandita sempre comunque da certi ritmi, com'è? Allora, finalmente ormai tutto ha riaperto.
però c'è ancora un controllo ferreo sui movimenti. Tutti comunque portiamo ancora la mascherina, in qualsiasi locale andiamo, non appena entriamo veniamo appunto monitorati con la temperatura corporea, dobbiamo segnare il nostro nome, il nostro numero di telefono, perché qualsiasi cosa potesse succedere loro possono risalire subito a chi era in quel locale in quel momento. Però diciamo che siamo ancora legati al territorio, cioè noi non possiamo volare in qualche altra parte della Cina e a maggior ragione dell'Asia, oppure lo possiamo fare ma subiamo quarantena ferrea, che è la stessa che chiunque adesso da fuori torni in Cina, italiani compresi, devono fare. Per cui si arriva, dall'aeroporto si viene prelevati e vengono portati in un albergo del governo e si rimane lì per 14 giorni in una stanza isolata, anche se il proprio familiare è in un'altra stanza. Questo ovviamente se si esce dal territorio. Ecco, però lei diceva, quindi sono aperti i cinema, i ristoranti e così, però è tutti con le mascherine? Assolutamente sì, diciamo che i luoghi pubblici ancora, quindi cinema, teatri, quelli di grande aggregazione sono ancora chiusi, ma bar, ristoranti, luoghi all'aperto sono assolutamente tutti. Mantenendo sempre il droplet anche da voi, mantenendo la distanza di sicurezza o solo con la mascherina? No, c'è comunque il rispetto della distanza di sicurezza, diciamo che la mascherina aiuta tantissimo perché dovendola portare tutti sicuramente insomma c'è un po' più di serenità, di affidabilità rispetto alla cosa. Si è parlato anche molto per esempio su questo fronte del controllo e delle sanzioni, come sono lì in Cina? Di questa cosa noi non sappiamo. Io so di per certo per esempio che sappiamo di un paio di stranieri che hanno violato la quarantena e sono stati espulsi a vita. Non abbiamo idea di quello che possa succedere ovviamente ad un cinese, ma sicuramente le sanzioni sono durissime. Qui il carcere è reale per qualsiasi cosa. Dico una cosa diversa, ma giusto per far capire: se uno viene pizzicato con un tasso alcolemico superiore allo 0 va in galera, davvero, guidando ovviamente. Quindi posso immaginare che per un cinese la stessa condizione sia simile. Per gli stranieri significa blacklist per sempre. Le faccio l'ultima domanda, che messaggio dà allora agli italiani che la stanno vedendo, ai veneti che la stanno vedendo? Portate ancora un po' di pazienza, fossero 15 giorni, fosse un mese, ma cosa sono 15 giorni, che cos'è un mese rispetto a tutta la vita? E se questo salva la vita a noi stessi e agli altri, ripartiremo tutti meglio di prima e avremo comunque una lezione dentro di noi che ce la porteremo per tutta la vita. Quindi abbiate pazienza perché la cosa si risolve. Benissimo, un messaggio importante da chi queste cose le ha vissute prima di noi e quindi può darci uno sguardo verso il futuro. Grazie allora Riccardo Parise, grazie e buon lavoro. A voi, in bocca al lupo. Grazie, ci saluti Shanghai. Grazie. Sarà fatto. Arrivederci, grazie. Ecco, avete visto, questa è una testimonianza importante di chi questa situazione l'ha vissuta già sulla propria pelle, di una persona chiaramente italiana, veneta, quindi non abituata seppure una persona che lavora da anni in Cina e quindi è importante anche capire cosa potrebbe accadere in futuro e quale potrebbe essere il percorso se, come si spera, il modello come ha detto Zaia, insomma, che ha detto anche il direttore generale della sanità Mantoan, il modello potrebbe parlare di una uscita, diciamo, dall'emergenza, questa emergenza intorno a giugno. Queste dunque erano le parole di Riccardo Parise. Adesso invece facciamo risentire, mentre siamo in attesa del decreto per avere nero su bianco quali sono le aziende che restano aperte, restano chiuse. Risentiamo allora invece il collegamento Skype che abbiamo fatto questa mattina alle 10:30, appena ci siamo collegati con il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, nel quale abbiamo parlato proprio delle misure in questione. Sentiamolo. Si tratta di una stretta
dura che abbiamo considerato ulteriormente necessaria, perché il punto di fondo è sempre quello che bisogna ridurre al massimo il contagio e lo si fa riducendo il contatto. Questo è il problema. Dopodiché saranno assicurati comunque anche i trasporti, la mobilità, e anzi questo comporterà un problema di organizzazione dei trasporti, soprattutto nelle città e nei posti dove le persone devono comunque andare a lavorare. Sono aperti i supermercati, questa è la posizione del governo, proprio per consentire che si riduca il rischio di accaparramento o di panico e le persone possano, distribuendosi nel corso della giornata in qualsiasi giorno della settimana, ridurre al massimo le code e poter accedere ai generi di prima necessità. E mi conferma che è da domani che entra in vigore questa stretta? Sì, praticamente sì, perché la firma del decreto è avvenuta in mattinata e quindi poi la pubblicazione in Gazzetta è anche per dare il tempo, diciamo, ad organizzarsi. Non a caso oggi è domenica, che comunque di per sé è già una giornata, come dire, anche in condizioni normali di riduzione del lavoro e della produzione. Quello che è chiaro è che chi deve continuare a lavorare ha diritto di avere delle protezioni maggiori di quelle che siamo riusciti a dare in questo periodo, e qui ci vuole una forte collaborazione a tutti i livelli centrali, governativi, regionali, comunali. Cioè, non è il momento delle polemiche, si può discutere benissimo delle cose che si pensa di fare meglio, di quelle che sembra che non vadano, ma lo spirito deve essere uno spirito di forte unità e collaborazione. Ecco, il Veneto per esempio ha deciso la chiusura alla domenica dei negozi alimentari, quindi andando oltre poi la decisione del governo. Ma qui io penso che sia una decisione rischiosa, proprio per le ragioni che ho detto prima, e cioè quella che consentire invece un deflusso che riduca il ricorso delle persone all'accaparramento e alle code. Però qui bisogna anche dire che ci vuole anche il forte aiuto da parte della popolazione. Il grosso degli italiani ha capito e sta praticando seriamente questa nuova condizione, però c'è una parte di persone che non hanno ancora introiettato la gravità e la serietà, ma soprattutto la necessità di usare questo sistema di lotta al virus, che è quello di ridurre al massimo. Quindi il provvedimento della Regione Veneto io lo considero controproducente, però dico anche che perché si possa mantenere aperti i generi di prima necessità c'è anche bisogno di un concorso della popolazione che si distribuisca, insomma, anche nei quartieri si può fare il massimo della collaborazione è necessaria. State a casa non è una fuga. No, certo. Gli industriali del Veneto, penso a Venezia, ma anche Veneto Centro, quindi Padova e Treviso, non sono stati teneri con l'azione di governo in queste ore, in questi giorni. Voi cosa dite? Ma diciamo, io ripeto, noi abbiamo messo in campo in 48 ore un provvedimento da 25 miliardi. Abbiamo detto che è il primo e che tra poche settimane ce ne sarà un altro e che dovrà continuare questa azione di intervento e anche diciamo, sostenere ulteriormente, specializzando singoli interventi. Cioè, l'idea da ultima spiaggia mi pare un errore, cioè, noi dobbiamo avere sicuramente tutti i consigli e le osservazioni anche critiche, lo ripeto, sono assolutamente anche necessarie, direi, ma un atteggiamento del tipo tutto e subito significa non aver compreso che questa non è una questione che ce la caviamo in 2 o 3 giorni. Noi quindi abbiamo previsto un decreto, questo qua il primo, che ha dato una prima risposta importante, non lo si può negare, non completa, lo abbiamo detto. Ne faremo un altro tra poche settimane. Allora io quello che propongo anche ai nostri interlocutori è: vediamo le cose
che immediatamente dobbiamo correggere su questo decreto, ma vediamo anche quello che possiamo fare nel prossimo, perché tra poche settimane avremo un altro intervento massiccio. Questo mi pare un sistema che può consentire di gestire anche le difficoltà, anche perché con questo provvedimento di ieri il nuovo decreto sarà ancora più pesante. Non è facile fare previsioni, si sa che, insomma, che questo decreto è valido fino al 3 aprile, quello di ieri annunciato da Conte, potrebbe essere anche prorogato, fosse necessario. Quanto può reggere un sistema chiuso così? Un sistema bloccato così? Ma guardi, la discussione sta diventando una discussione mondiale, non solo italiana, europea e anche globale. Quindi la vera domanda paradossalmente non è tanto quanto può reggere il nostro sistema, che avendo cominciato per primo è probabile che termini l'emergenza per primo. Il problema vero è quanto può reggere un'economia globale che sta avviandosi verso una così drastica riduzione, se non addirittura in molti casi una chiusura. La domanda ce la dobbiamo fare, perché bisogna anche decidere che cosa bisogna fare per sostenere questa transizione. Io penso che se siamo dentro i 2 mesi siamo in grado poi di, con fatica e con grandi difficoltà, di ripartire sicuramente e metterci in moto. Certo, un tempo più lungo preoccupa molto di più, ma insomma mi pare che, seguendo quello che ci dicono anche i medici, questo dovrebbe essere un po' il tempo massimo dentro il quale siamo nell'emergenza, non ne siamo fuori, questo va precisato. Le chiedo un'ultima cosa e poi la lascio lavorare, non c'entra con, diciamo, il settore economico. In molti, da più parti, ci si inquieta per un'attività del Parlamento che praticamente non esiste più di fatto con questa emergenza, perché il Parlamento, diciamo, è un luogo di assembramento. Molti si inquietano che le decisioni non le prenda più il Parlamento. Cosa possiamo dire? Diciamo, ho sentito molte anche preoccupazioni da un lato e polemiche dall'altro. Parliamoci chiaro. Il Parlamento, prendendo soltanto la Camera dei Deputati, sono 650 deputati più personale che si muove, cioè è un concentrato in pochissimi spazi di più di 1000 persone, è una fabbrica produttiva di grande numero. Quindi le occasioni di contagio sono assolutamente uguali a quelle di tutte le altre parti del Paese. Quello che bisogna evitare è che il Parlamento chiuda, questo non è ammissibile e non lo sarà mai, ma se si trovano formule che consentono l'operatività del Parlamento in condizioni di novità come questa, va fatto. Il Parlamento europeo ha deciso il voto a distanza, noi la settimana scorsa abbiamo approvato i 25 miliardi con un sistema innovativo, cioè di turnazione nell'ingresso in aula e di rappresentanza per gruppi. Insomma, ci sono molti modi per far funzionare la democrazia. Quello che va detto è che è impensabile che il Parlamento chiuda. Importante anche quello che ha detto il sottosegretario Baretta in questo collegamento. Allora, prima di andare in pubblicità vi faccio vedere un'altra cosa, invece un altro scenario. Scenari che siamo abituati a vedere ormai in questi giorni. Queste sono immagini di Treviso, una domenica mattina a Treviso in centro, girata dal nostro Francesco Ceron mentre andava come tecnico per la ripresa della messa del Duomo, che abbiamo visto dal Duomo insieme a Lucio Zanato. Guardate, sono davvero suggestive anche immagini e suoni sostanzialmente inesistenti, se non quello di qualche uccello, il verso di qualche uccello. Questo è Treviso questa mattina intorno alle 9.
Davvero incredibili, davvero incredibili. Credo che non ci abitueremo, nonostante tutto, nonostante ormai sia passato un mese dall'emergenza e diciamo, le misure, le restrizioni siano già state in qualche modo messe in atto. Credo che non ci abitueremo comunque facilmente a scene e a scenari di questo tipo. Ne vedremo altri suggestivi dalle varie città del Veneto ancora oggi. Adesso allora una brevissima pausa pubblicitaria e torniamo subito in diretta. Rieccoci in diretta con questa edizione straordinaria per parlare ancora con voi. Fra poco ci collegheremo con la nostra redazione di Marghera, con Anna Maria Parisi, per così fare un altro punto della situazione. Insomma, è stata con noi in diretta durante la conferenza stampa del governatore Zaia. Vediamo se ci sono anche degli aggiornamenti nella zona del Veneziano sul fronte coronavirus. Io vi ricordo il dato intanto dei casi positivi, perché si fosse messo ora a guardare la nostra diretta. 5.122 i contagiati, con 14.268 persone in isolamento, e un dato diciamo totale che il governatore Zaia fa diciamo spesso in questi giorni e mostra spesso in questi giorni, riguarda il dato dei ricoveri, per sottolineare quello che è il numero dei letti occupati, per la questione coronavirus. Sono 1368, quindi a sottolineare che la vera emergenza è questa, l'emergenza di dover ovviamente curare queste persone, ed è lo stress che sta subendo la sanità veneta, quella di dover ovviamente curare queste persone oltre alle altre persone malate. Questo è il piano, il modello Veneto, quindi i tamponi a tappeto e la riapertura degli ospedali e tutto quello che sono le disposizioni del Veneto sono finalizzate proprio ad evitare che si arrivi allo stress sanitario che ad esempio ha avuto la Lombardia. Ci stiamo per collegare con via Skype adesso con l'assessore regionale al turismo Federico Caner. L'ho visto ma mi è sfuggito poco fa, vediamo se adesso mi vede. Eccolo qui, io lo vedo. Eccoci, allora andiamo dall'assessore regionale al turismo Federico Caner, poi ci collegheremo con Anna Maria Parisi in redazione a Marghera. Assessore, buongiorno, buona domenica. Allora, ha sentito un po' il discorso anche del governatore e insomma c'è un percorso, c'è un modello Veneto. Adesso però è caduta la linea di nuovo, vediamo se riesco a recuperarlo. Cade la linea, vediamo se riesco a recuperarlo con la chiamata. Eccolo, sì, cade ogni tanto la linea. Sì, eccoci. non so perché, ma strano. Ecco. Allora, il percorso è questo: il modello Veneto vede una previsione, speriamo tutti, di uscita eventuale dall'emergenza a giugno, Il problema è, e qui è anche il suo referato, quello del turismo, capire il dopo. Intanto dobbiamo occuparci ovviamente dell'emergenza. No, c'è un problema di linea, e non capisco perché. Adesso riproviamo, perché chi la dura la vince. Vediamo se ce l'abbiamo, se vinciamo sul problema tecnologico. Riusciamo a tenere la linea. Non riusciamo a tenere la linea. Allora, l'emergenza va risolta e va risolta subito. Il pensiero è anche al dopo. Allora, intanto, come commenta la decisione del governo della chiusura delle aziende, diciamo, definite non strategiche? Ma guardi, sicuramente era un passo da dover fare. Io però... C'è un problema. Allora facciamo così, riproviamo più tardi, oppure a questo punto proviamo al telefono con l'assessore Caner per poterci parlare, altrimenti non riusciamo proprio a parlarci.
Allora, torniamo ai nostri aggiornamenti. Torniamo ai nostri aggiornamenti. C'è un altro lato, un altro volto, diciamo, dell'emergenza che riguarda anche ovviamente la sicurezza. Ci sono tanti controlli. Oggi il Viminale parla di 11.000 denunciati nella giornata di ieri in tutta Italia, perché evidentemente qualcuno, e non sono pochi, stanno diciamo, violando quelle che sono le prescrizioni, ma a Mestre ad esempio tra chi sta violando le prescrizioni, raccontano i cittadini, ci sono anche gli spacciatori che, non curanti ovviamente della situazione, continuano a spacciare. È una denuncia appunto che arriva dalla zona di Mestre. Allora io farei vedere il servizio proprio sugli spacciatori a Mestre. Mentre la maggior parte delle persone rimane in casa, c'è chi non ha cambiato le sue abitudini. Lo segnalano alcuni residenti della zona stazione di Mestre. Via Cappucina, Viale Stazione, Via H. Marcello, Via Rampa Cavalcavia si confermano anche nel pieno dell'emergenza coronavirus luoghi dalle dubbie frequentazioni, nonostante il divieto in vigore oramai da giorni per evitare il rischio contagio, come testimoniano le fotografie scattate da una nostra telespettatrice che preferisce rimanere anonima e denuncia un'attività di spaccio rimasta pressoché invariata. Quando passa la polizia per vedere se sono tutti in casa, loro, ridendo e scherzando, gridano tutti a casa, tutti a casa, tutti a casa, e poi si nascondono. Quella della stazione ferroviaria è una zona di Mestre in cui le forze dell'ordine sono intervenute parecchie volte, anche in maniera pesante, ma che evidentemente si conferma ancora una volta come uno dei talloni d'Achille cittadini sul fronte della sicurezza, generando più di un timore, soprattutto nelle persone più anziane o che comunque si sentono più fragili. Ci troviamo davanti un po' di gruppi di stranieri, tipo zingari o tipo persone straniere che o bevono o fanno i loro bisogni dove noi dovremmo portare il cane, oppure sfruttano le persone, a cominciare dalla polizia che passa, loro si nascondono, poi escono a ridere e dire queste cose. È una zona brutta perché non abbiamo persone che magari si mettono a fare il vigilante, non è possibile qui in Italia, e quindi questo io voglio dire, perché loro non possono rispettare, noi abbiamo tutti i divieti. E questa è la domanda della nostra telespettatrice che ovviamente si pone il quesito, la situazione in questi casi non cambia purtroppo per quanto riguarda lo spaccio a Mestre. Ci ha ricontattato allora su Skype l'assessore regionale Caner, speriamo che la linea tenga, poi l'estrema ratio è quella della telefonata. Lo stava dicendo, le misure del governo. Sì, delle misure del governo. Le misure vanno bene, nel senso che sono spiegate poi misure più drastiche di contenimento. Forse bisogna il tempo di chiudere le aziende, magari non tra sabato e domenica, ma martedì, cioè far sì che questo decreto andasse in vigore martedì in maniera da permettere alle aziende di chiudere lunedì, cioè domani. A me arriva un po' questo segnale da molti nostri imprenditori che giustamente mi dicono: ma come faccio io ad andare in azienda a chiudere gli impianti, per esempio chi li ha magari molto sofisticati, di domenica, no? Prevedendo che lunedì deve essere tutto chiuso. Ecco, magari se si dava un giorno in più, però voglio dire, al di là di questo è una misura che era auspicata anche dal governatore, perché forse è meglio un intervento drastico subito per un po' di giorni piuttosto che trascinare questa situazione per mesi, che poi rischia di far più danni ancora all'economia. Questo sicuramente. E poi c'è un settore dell'economia che la riguarda da vicino, che è quello del turismo. Lei qualche giorno fa ha avuto un importante incontro con gli operatori del settore. Io non lo so e glielo chiedo: come si fa a programmare qualcosa del futuro, soprattutto per il turismo, quando ancora la situazione è così incerta? Eppure bisogna farlo, però. Beh, diciamo che noi ci siamo mossi su due tavoli differenti. Uno è relativo all'aiuto alle imprese immediato che dobbiamo dare, alle imprese del settore turistico ovviamente, ma a tutte le altre imprese, ma ci stanno pensando anche altri miei colleghi per quanto riguarda l'artigianato, il commercio, l'industria. Io ovviamente mi occupo in particolare di quella turistica.
E poi comunque dovremmo pensare a mettere in piedi una strategia comunicativa promozionale per il dopo, perché è vero che per quanto riguarda il turismo lo strascico sarà abbastanza lungo, perché se è vero che la ripresa sarà maggio-giugno, è anche vero che sarà più che altro una ripresa nel mercato domestico, sul quale noi stiamo puntando tanto, tra l'altro, ma prima di vedere i turisti internazionali, prima di fine anno e io credo addirittura inizi 2021, sarà difficile vederlo, anche perché se la situazione passa in Italia dobbiamo tenere presente che avremo i problemi in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti, e quindi magari ci troveremo nella condizione paradossale di dover noi magari chiudere le frontiere nei confronti di queste persone che vengono da fuori, perché noi siamo in quella fase, tra virgolette, di guarigione, ma con rischio ricaduta, e per cui ti devi anche promuovere. Noi comunque una serie di richieste al governo le abbiamo fatte e sono state recepite dalla conferenza Stato-Regioni e quindi verranno chieste nel prossimo decreto di aprile. Ecco, perché se c'è una cosa che dicevo anche a voi poco tempo fa, che mi avete contattato telefonicamente, una cosa di cui non sono affatto felice è che in questo decreto non c'è un capitolo preciso e specifico per il turismo. Si parla per esempio di cultura, si parla di tante altre cose, ma non si parla di turismo. Io credo che per una questione anche di dignità, per quello che rappresenta il turismo in Italia e in Veneto, ricordiamo 18 miliardi di indotto, un capitolo preciso che riguardi questa materia secondo me doveva esserci. Qui noi abbiamo fatto una serie di richieste. Per esempio abbiamo chiesto la sospensione di tutte le imposte, in particolare quelle sugli immobili turistico-ricettivi, l'IMU, no? Abbiamo chiesto che venga sospesa totalmente nel 2020, 30% di pagamento nel 2021, 60% nel 2022. Quindi 3 anni in sostanza di una totale o parziale, diciamo, sospensione dell'imposta dell'IMU. Così come abbiamo chiesto interventi per la liquidità, le nostre imprese, le imprese turistiche hanno bisogno di liquidità, come le aziende dell'artigianato e del commercio, quindi tutti quei meccanismi di garanzia e controgaranzia che devono essere permessi, così come la sospensione dei versamenti delle ritenute delle contribuzioni previdenziali. Cioè noi abbiamo il problema di alcuni albergatori mi dicono: guarda assessore, io un po' di personale lo devo avere, se riparto, facciamo finta anche a luglio, agosto, a settembre, ottobre, e che io abbia in albergo 10 persone o 100 persone, io comunque il cuoco, il personale per la reception lo devo avere, ma non posso permettermi i costi attuali previdenziali. Quindi da questo punto di vista noi ci aspettiamo un governo che dia una risposta specifica. Tra queste misure poi abbiamo chiesto anche quelle della promozione con l'Enit, ci aspettiamo soldi all'Enit per fare la campagna promozionale internazionale, e poi per ultimo una cosa che avevamo già chiesto, perché ci ricordiamo che noi eravamo già stati toccati sia a Venezia che in tutta la costa veneta del disastro di qualche mese fa, che va ad aggiungersi al coronavirus, la sospensione dei versamenti dei canoni demaniali marittimi. Ecco, abbiamo chiesto anche questo, perché è assurdo che nella costa veneta, con tutti i danni che ci troveremo ad affrontare, che già abbiamo subito, che si aggiunga il coronavirus, andiamo a pagare anche le concessioni demaniali marittime allo Stato, mi sembra onestamente un'assurdità. Ecco, questo è solo una parte delle richieste che abbiamo fatto, ma gran parte che sono state recepite comunque dalla conferenza delle regioni, e spero di vederle contenute nel decreto di aprile. Ecco, la domanda è questa: quanto è fiducioso che siano interamente contenute nel decreto? Essendo proposte che sono state condivise da tutte le regioni, cioè le abbiamo portate in Commissione Turismo e poi in Conferenza delle Regioni, e sono state condivise, quindi una voce autorevole che non viene soltanto dalla Regione Veneto, ma che viene da tutte le regioni italiane, dove fortunatamente sono state recepite anche le nostre richieste, che sono quelle che vi ho appena elencato. Io spero e auspico che vengano recepite, perché ripeto, è il territorio tutto che le richiede. Ovvio che pretendiamo o chiediamo un intervento importante dal punto di vista, diciamo, anche finanziario. Giustamente il Presidente Zaia diceva oggi in conferenza, e voi l'avete ripreso bene, la Germania ha fatto un intervento da 150 miliardi, noi l'abbiamo fatto da 25, allora ci rendiamo conto che l'Italia forse non è, dal punto di vista economico-finanziario,
in forza come la Germania, però c'è una disparità molto, molto grande e noi pensiamo che almeno in parte deve essere colmata. Una cosa importante che lei diceva accennando appunto allo scenario futuro, al fatto che dovremo capire come gli altri paesi che arrivano dopo, soprattutto gli Stati Uniti e gli altri paesi europei, e quindi probabilmente vedremo, è tutto nell'ambito delle ipotesi, potrebbero uscire dopo dall'emergenza rispetto all'Italia. Lei diceva appunto forse saremo costretti noi poi a chiudere, no, le frontiere. In questo senso il turismo per un po' di tempo andrà completamente ripensato, le strategie anche. Assolutamente sì, lei ha colto nel segno, tant'è vero che una delle cose che abbiamo chiesto e che speriamo condivisa tra l'altro con le categorie economiche, con gli operatori del turismo, con le associazioni di categoria, è per esempio la defiscalizzazione, il cosiddetto bonus fiscale per tutti quegli italiani che faranno le vacanze in Italia, perché noi siamo convinti che il primo mercato di riferimento in questo momento saranno gli italiani. È vero che alcuni italiani saranno anche in difficoltà perché in questo frangente molti sono in cassa integrazione o hanno delle difficoltà, però ci sono anche tanti italiani che fortunatamente stanno bene o tanti che magari riprenderanno il proprio lavoro e insomma diciamoci la verità, dopo essere stati rinchiusi in casa per un bel po' di tempo forse c'è anche una voglia matta di andare magari, che ne so, Jesolo ci sembrerà anche Miami, no? Voglio dire, anche dal punto di vista del mare, non solo dei servizi, che per quanto riguarda i servizi siamo già al top. Ecco, quindi questo penso possa essere una misura importante non solo per la costa ma penso per la montagna. Ecco, guardi, le do un dato. La montagna, noi sempre pensiamo, noi è vero che a livello veneto abbiamo il 70% del turismo che è straniero, ma la montagna, se noi guardiamo i cugini trentini o altoatesini, loro hanno l'80% del loro turismo che è italiano, quindi loro fanno una campagna molto forte in Italia, quindi gente del sud che viene in montagna in Trentino Alto Adige. Ecco, perché questa gente o i romani o il centro Italia non può venire per esempio nelle Dolomiti bellunesi invece di andare in Trentino Alto Adige o venire nelle nostre città d'arte o al lago di Garda. Ecco, in questo caso io penso che si possa veramente puntare sul mercato interno a breve, questo per coprire diciamo la parte estiva che è quella che andrà più in difficoltà perché saremo appena usciti dalla crisi. Poi da ottobre in poi credo e speriamo si cominci a avere anche il ritorno del turismo internazionale. Staremo a vedere, grazie allora, grazie all'assessore regionale al turismo Federico Caner, buon lavoro, grazie davvero, grazie. Lo scenario importante, ripensare un turismo a misura di italiano nei prossimi mesi. La pubblicità, poi torniamo in studio. Viene! Rieccoci in diretta. Allora, in mezzo a tanti dati spesso sconfortanti, lo sappiamo, ogni giorno ci sono anche nello stesso momento segnali di speranza. Un segnale di speranza è arrivato ieri dall'ospedale Cafoncello di Treviso, guardiamo. Mamma e papà hanno portato a casa in mattinata i loro 3 gemellini, nati nelle settimane scorse, dimessi dalla patologia neonatale diretta dal dottor Enrico Busato. Oggi inizia per loro una nuova vita, certo, in un momento non facile, ma questo è davvero l'auspicio più bello, andrà tutto bene. Un inno alla vita, ha detto Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Il bello è che sono nati ancora bambini, sono nati bambini sani, e c'è stato un parto trigemellare, quindi una nascita di 3 gemelli, quindi la vita continua, quindi la ginecologia di Treviso, che è un fiore all'occhiello, continua ad essere riconosciuta come tale dalle donne ed avere il gradiente positivo delle donne. Sono 141 i bimbi venuti alla luce da quel fatidico 25 febbraio che con il primo decesso ha segnato per l'ULSS 2 l'inizio dell'epidemia di Covid-19. Cerchiamo, accogliendo l'invito di questi bellissimi bimbi, dice ancora Benazzi, di guardare avanti e pensare positivo. Rispettando tutte le regole ce la faremo ad uscire il più fretta possibile da questa tragica pandemia.
Allora continuiamo sul fronte dell'ottimismo, perché serve la resilienza di tutti quelli che sono a casa. Allora continuano ad arrivare anche i vostri video, i vostri messaggi di andrà tutto bene, ne vediamo alcuni. Dobbiamo stare tutti a casa! Andrà tutto bene! Ciao! Continuano ad arrivare i vostri messaggi, siamo quasi in chiusura, vi ricordo che poi riprenderemo la edizione straordinaria alle 17:30, avanti fino a questa sera alle 21:15 e alle 19:30 c'è l'appuntamento con il telegiornale di Treviso. La speranza è quella di avere poi il decreto in mano e potervelo spiegare con la lista effettiva delle aziende che da domani chiudono e quelle che non chiudono, anche se più o meno si è compreso. Certo, essendo tanti tipi di settori di aziende, sarà necessario spiegarlo con un certo criterio. Vi leggo questa nota che riguarda il governatore della Campania Vincenzo De Luca, che questa mattina ha avuto un colloquio con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al quale si legge in una nota dell'unità di crisi della Regione: è stata sollecitata l'adozione di misure drastiche per bloccare il prevedibile flusso di cittadini di ritorno al sud e in Campania per la chiusura di attività produttive. C'è anche questo elemento, quindi dal nord verso il sud. Il Premier Conte ha rassicurato De Luca: il governo sta affrontando questa problematica per le decisioni in merito. Questo è un riflesso ovviamente della decisione della chiusura delle aziende, molti che devono rientrare, ma c'è il problema appunto che tanti vengono anche dal nord, e c'è qualcuno come il governatore De Luca molto preoccupato della situazione. Non c'è altro per adesso, allora non ci sono nuovi aggiornamenti, allora ci rivediamo alle 17:30, alle 17:30 noi vi torneremo ad aggiornare sulla situazione, torneremo a parlare delle aziende che chiudono, il decreto insomma del governo e poi tante altre novità. Alle 17:30, appuntamento a dopo.